attesa del campionato. Fuori casa hanno siglato finora solo Amici dell'hockey, buonasera, amici anche di Sport TV, benvenuti a un'altra serata di hockey pista. È il derbissimo per quanto pesa per la classifica tra Bassano e Sandrigo. Qui a fianco a me ho l'analista tecnico Fausto Pozzar, che saluto subito. Ciao Ciao Fausto. Vincenzo, buonasera, un caro saluto anche agli ascoltatori di Sport TV e ai telespettatori. E allora, mancano pochi minuti all'inizio del match, andiamo subito con quelle che sono le formazioni al completo delle due squadre. E allora cominciamo subito per dovere di ospitalità col Sandrigo, il Sandrigo che schiera col numero 18 il portiere Mauro Dalmonte, il numero 2 è Diego Nicoletti, il numero 4 è il vice capitano Alberto Pozzato, il numero 6 è il capitano Marco Poletto, il numero 7 è Paolo Chemello, il numero 11 è Marc Vasquez, il numero 17 è Stefano Campagnolo, il numero 19 è Alex Menin, il numero 54 è Claudio Cacao, il brasiliano, il numero 13 è Cristian Gasparotto, il coach è Checco Marchesini. È una formazione piena di ex, allora citiamo ad esempio il portierone Mauro Dalmonte che fino alla scorsa stagione era qua a Bassano, Diego Nicoletti, un ex più di passata che magari ha inciso meno del dovuto qua a Bassano, poi ci sono sicuramente anche Stefano Campagnolo, altro bassanesissimo di Marchesane tra gli ex, e Claudio Cacao, il brasiliano, che qua ricordano benone perché? Ma perché ha vinto lo scudetto nel 2009 e l'ha vinto da protagonista. Ex anche Checco Marchesini, lui è ricordato anche per essere l'allenatore del Vercelli che nell'86 vinse lo scudetto ai danni del Bassano. Prima però di dare la formazione del Bassano diamo spazio alle interviste, in particolare a quella di Checco Marchesini, tecnico del Sandrigo. Checco Marchesini, Sandrigo arriva qua a Bassano al derby con una classifica rigogliosa, ma il clima del derby impone comunque una prestazione robusta. Che partita ti aspetti? È una partita abbastanza interessante per tutte e due le squadre. Noi siamo abbastanza galvanizzati, credo che anche il Bassano sicuramente lo sarà e faremo una bella partita. Senti, tu da ex, anche se di passata, è un derby speciale, particolare, non è una gara pur che sia per un bassanese affrontare il Bassano da avversario. Ma no, non lo sento come un derby, sento una bella partita che vorrei giocarla bene, insomma. Al volo, la strada della salvezza è ancora lunga, Sandrigo deve pensare alla salvezza o può ambire o sognare qualcosa di più corposo? Ma sognare non costa niente, cerchiamo di fare il nostro lavoro, cerchiamo di rimanere in A1. Grazie. Gaetano Marozin è il primo crocevia stagionale per Bassano che con 4 punti vuole rimpinguare la sua classifica. Chiaro che non c'è niente di semplice perché il derby con un Sandrigo lanciatissimo presenta 1000 insidie, tra quella degli ex sono tantissimi, tra cui anche te. Sì, devo dire che abbiamo finito il nostro ciclo di partite con avversari come dire, di alta classifica, adesso anche a noi toccheranno squadre abbordabili. Il Sandrigo è sicuramente una squadra importante, è cresciuta negli anni e noi ci dobbiamo confrontare con un livello adeguato per noi e questa sera inizia per noi il nostro campionato, quindi mi immagino che faremo una buona gara, l'abbiamo preparata bene e vediamo poi il campo cosa ci dirà. Che sfida ti aspetti? Ma noi abbiamo una caratteristica di gioco molto marcata, quindi mi aspetto che noi facciamo la partita come dobbiamo farla, con molta intensità, con velocità nel cambio di fronte. Mi aspetto che possiamo essere un po' più incisivi davanti rispetto alle ultime uscite, perché creiamo tantissimo, abbiamo tantissime occasioni, facciamo anche, devo dire, anche un bel gioco. Dobbiamo essere un po' più precisi, un po' più cattivi sotto porta per riuscire a concretizzare un po' tutta questa mole di gioco che già siamo in grado di fare, insomma. Grazie, in bocca al lupo. Ringraziamo la regia che ha messo entrambe le interviste per entrare più
e meglio nel clima partita, quindi con Checco Marchesini, anche il coach di Bassano, Gaetano Marozin, guarda caso anche lui un ex. Andiamo con la formazione anche dei giallorossi dello Stemma Bassano, padrone di casa, il portiere di scorta, il numero 30 Davide Merlo, il numero 5 Mattia Milani, il numero 7 Mattia Baggio, il numero 8 il vice capitano Davide Piroli, il numero 9 Roc Glisa, il numero 13 Andrea Poli, il numero 23 Alessandro Tognolo, il numero 28 il portiere, ovvero Davide Pertegato, il numero 37 il capitano Victor Crespo e il numero 75 Cesar Candanedo. Il coach, l'abbiamo detto, è Gaetano Marozin. La coppia arbitrale è formata da Brambilla di Agrate Brianza e da Fermi di Piacenza, Fermi figlio d'arte. Prima di aspettare l'ingresso delle squadre in campo, ricordiamo questa sfida, c'è Sandrigo a quota 10 e Bassano a 4, mai era accaduto in passato che Sandrigo sopravanzasse Bassano in maniera così corposa. Sandrigo ha avuto l'apporto dei 3 punti a tavolino nella partita persa sul campo, poi vinta con il ricorso contro Lodi, ma resta comunque una partenza lanciata per la, diciamo, matricola sandricense, e quindi chiaramente Sandrigo sta viaggiando con le ali in testa e ai piedi. È una formazione che in casa non sbaglia un colpo, 3 vittorie su 3, in esterna ne ha perse 2, però ha pareggiato il derby di Valdagno. Ha 1000 motivazioni perché è piena di ex, l'abbiamo detto, non hanno il dente avvelenato, almeno quasi tutti non hanno il dente avvelenato, qualcuno magari un po' di più, però è chiaro che ci tengono tantissimo e vogliono sfruttare, proprio stare sulla scia delle euforie e provare a tirare uno scherzetto a Bassano, che dal canto suo ha questi 4 punti, ha la difesa più battuta del campionato con 31 reti subite. Sono tante, ma io qua mi sento di non dare neanche mezza responsabilità o quasi al portiere Davide Pertegato, che secondo me è stato autore di un eccellente scorcio di stagioni iniziali. I problemi sono più strutturali, bisogna cominciare in difesa. Bassano deve cercare di avere un'attenzione differente, a volte un po' farfallone a mio modo di vedere, e in ogni caso adesso si gioca molto, l'avete sentito anche da quello che ha detto coach Gaetano Marozin, serve una prestazione diversa. Questa è una squadra che soprattutto sta facendo fatica sul piano della continuità, alterna prove robuste, quella scintillante col Berganze in maniera larga, o anche col Follonica dove è stato raggiunto alla fine, ma dopo una gara assolutamente gagliarda, a prestazioni quasi da sciopero bianco come quella di Scandiano la settimana scorsa. Ecco, nell'occasione la curva di Bassano a fine gara ha chiamato a rapporto la squadra. Cosa pretesa? Pretese una sollecita reazione, che non significa vincere la gara, ma significa sul piano del temperamento offrire una prova di assoluto spessore. Poi le gare si possono vincere o perdere, e prima di andare in presa diretta sulla gara chiediamo proprio a Fausto Postan che partita ti aspetti. È una gara in cui la condizione psicologica, in questo caso a favore di Sandrigo, potrebbe anche, specie all'inizio, solcare un po' la differenza. Sì, è quasi un inedito testacoda, come hai giustamente sottolineato tu. Sandrigo vincendo addirittura raggiungerebbe Braganza a 13 punti e mi sembra che sarebbe secondo posto in classifica. Sandrigo è stato capace di capitalizzare una circostanza fortuita o fortunata, come la vogliamo definire, e cioè l'aver sfruttato il Lodi, che ha schierato un giocatore in posizione regolare, si è vista quindi recapitare i 3 punti, ma ha dimostrato di meritarseli, se non altro perché è andato a pareggiare in quel di Valdagno 4-4, è stato un derby 5-5 mi sembra, è stato sicuramente forse la prestazione di maggior lustro che ha ottenuto la squadra di Checco Marchesini. Dopodiché, per costruire la salvezza si sa che bisogna vincere gli scontri diretti, soprattutto in casa, e Sandrigo lo sta facendo. Si è imposto col Montebello, si è imposto con lo stesso Scandiano, che poi invece ha punito severamente fra le mura amiche la squadra giallorossa, e quindi è qui a giocarsi la partita. Bassano ovviamente deve schiodarsi da quel quota 4, perché al di là di quella che è la forma del campionato di quest'anno, che quindi prevede una post season, sicuramente Bassano non è squadra che deve accettare i 4 punti che ha in classifica. Ha fatto buone prestazioni, gli manca la continuità, probabilmente un pizzico di maggior precisione in zona rete, magari in zona di conclusione.
anche per quanto riguarda per esempio la capacità di trasformare rigori e punizioni di prima, che mi sembra che a Scandiano siano state una delle cause della sconfitta. Vediamo come va la partita, ci auguriamo un buono spettacolo e cospetto di un pubblico che comunque, se non altro, è rumoroso, in particolare la curva sanvicense. Le due curve stanno offrendo uno spettacolo a parte, stanno scaldando loro l'atmosfera, come ha sottolineato Fausto. Il Sandrigo tra l'altro ha la divisa da trasferta giallo-verde, ma vi assicuro che non è il Vercelli, è il Sandrigo più che mai in partita. I giallorossi di Bassano, anche loro con una casacca che ancora non era stata utilizzata dall'inizio della stagione, chissà, forse è un tentativo anche di esorcizzare gli spettri del recente passato. Sta di fatto che adesso queste gare iniziano a sancire un circuito di partite estremamente delicato per Bassano, l'ha sottolineato prima Gaetano Marozina. 3 gare in una manciata di giorni, ovvero il derby serale col Sandrigo, il match in posticipo di domenica sera a Correggio e poi la settimana successiva, il sabato qua al Palazzo, altro derby sopravvivenza col Montebello, quindi un trittico di gare che può dire tantissimo e indirizzare il destino immediato ma anche prossimo venturo del Bassano, che vuole allontanarsi a tutti i costi dall'ultimo posto, magari proprio abbandonarlo, e stasera non si può permettere di perdere, deve cercare di stappare almeno un punto, mentre invece Sandrigo ha l'animo un po' più leggero, ma diciamo prima è un derby e quindi lo affronterà con grande aggressività, ruggendo e ringhiando dal primo all'ultimo minuto. L'ambiente si sta scaldando, Fausto, adesso la speranza è che sia una gara certo sì corretta, ma che sia soprattutto decisa dai protagonisti in campo. Assolutamente. Una piccola nota di colore, visto che hai parlato della maglia giallo-verde. Giallo-verde è il colore iniziale della polisportiva Arena Sandrigo, che venne fondata nel 1968 e quindi lo scorso anno tra l'altro Sandrigo ha festeggiato i 50 anni di attività, e in onore di questo Sandrigo adotta questa maglia giallo-verde, che è la seconda casacca, diciamo, ufficiale della formazione sandicense, che ha i colori sociali bianco-azzurri. Esatto, noi infatti ricordiamo più che mai i colori bianco-azzurri, che hanno scritto un discreto pezzo di storia. Adesso nel rituale pre-gara entrambe le squadre sono andate ad abbracciarsi e a incoraggiarsi sotto le rispettive curve. È appunto un rituale canonico di ogni pre-gara. È evidente che tutte e due le formazioni sentono enormemente la sfida, perché è vero, sì, il campionato è lungo eterno, possiamo metterla come volete, però i punti pesano alla prima e all'ultima giornata. Come sì, già uno scorso di stagione importante, ormai 6 giornate mi sembra siano già state disputate. Sì. E quindi assolutamente i punti cominciano a pesare, cominciano a delinearsi anche i distacchi, anche se l'incertezza di questo campionato è dimostrata dai risultati che a volte che possono sembrare sorprendenti, in realtà non lo sono, perché c'è comunque equilibrio, come ha dimostrato Breganze, che ha pagato pegno proprio qui. Sì, tra l'altro a mio modo di vedere il campionato, almeno dalla cintola in giù, quindi verso la salvezza, il campionato più equilibrato di sempre. Non sono mai visto tanto equilibrio nella lotta alla salvezza, ma proprio nella storia dell'hockey, mentre davanti, tolto un po' l'odio, anche qua c'è grande incertezza. Intanto andiamo a raccontare con gli starting five. Cominciamo da Bassano, che ha pertegato 3 pali. Gli esterni sono Cesar Candenede e Davide Piroli, linea difensiva. In attacco giostano il capitano Victor Crespo e Roc Glisa. A te per il Sandrigo. Sì, per Sandrigo Diego Nicoletti, Claudio Cacao, Vasquez e Marco Poletto. Vasquez è lo straniero nuovo, arrivato in estate, sì. Viene da Reus e quindi conosce bene Marco Giulia. Esatto. Dicevamo prima della si chiama Marca anche lui. Esatto. Seguiamo intanto l'attacco di Bassano, Cesar Candanedo, quindi Piroli, ancora Candanedo, Cesar Candanedo che giostra a centropista, chiama in causa Davide Piroli, che attiva Crespo, che innesca a suo tempo Cesar Candanedo. C'è chiaramente grande possesso di palla e lavoro perimetrale per Bassano, che cerca varchi, ci prova adesso Candanedo, va a giro porta, ancora Cesar Candanedo che poi allarga su Piroli. Piroli prova un varco, cerca il corridoio utile, poi preferisce indietreggiare per
Crespo, la botta da fuori, Crespo a cercare la deviazione di Rock-Lisa che combatte leoninamente e poi prova a conquistare sfera sul raddoppio difensivo di Sandrigo, che poi ripartirà con Diego Nicoletti. Pronto, gran botta dello stesso Vasquez a cercare la conclusione. Poi ancora Nicoletti, regista arretrato della comitiva sandricense, quindi Poletto per Claudio Cacao, il brasiliano che col tempo ha perso sempre più capelli, ma non certo il vizio di segnare. Il fiuto del gol per questo brasiliano. Palo sul tocco, anche ha toccato un attimo Pertegado, forse l'ha appena sfiorata, la pallina sul palo pieno. Prima azione offensiva pericolosa di Sandrigo, dell'ex Cacao, che non è più un bimbo ma sa benissimo come si fa a buttarla dentro. Sì, la sua specialità è il tiro di prima intenzione, poi è mancino, quindi diventa ancora più imprevedibile. Sandrigo in difesa molto bassa a impedire le penetrazioni degli avanti bassanesi, che stanno girando con i tre dietro a cercare un pertugio, visto anche il tentativo di creare un blocco per il portatore di palla a metà campo. Tanto c'è stata una scivolata di Piroli che ha perso pallina, l'ha recuperata Diego Nicoletti. Ecco Fausto, ti aspetti un Bassano arrembante come lo è stato ad esempio col Breganze, oppure, vista l'importanza della posta in palio, una gara anche un po' più controllata, dato rubata di Nicoletti, possibilità, rischio, gran parata di Pertegato su Vasquez. Sono queste le disattenzioni che Bassano non deve commettere se vuole recupera proprio Candenedo. Match all'altezza delle aspettative. Ci ha provato adesso proprio Candenedo con Dalmonte, che ci tiene tantissimo, lo posso confermare, più degli altri ci tiene a fare un partitone Mauro Dalmonte, bassanese, che ha giocato qua le ultime stagioni anche con un certo rendimento elevato, di Coppa Italia. Decisamente, appunto, e quindi un giocatore che ha fatto il suo fino in fondo. Lui ha un bel po' di motivi di rivalsa, ma vabbè, staremo a vedere. Io mi aspetto una gran prestazione da Mauro Dalmonte. Sì, c'è una buona ripartenza veloce di Bassano, ma Sandrigo rinviene bene con Vasquez, recupera sfera. Bassano vorrebbe probabilmente alzare i ritmi in difesa, cercare subito il recupero di palla, visto anche un raddoppio sull'angolo basso appena effettuato, però non so, forse hanno qualche problema di equilibrio, non vorrei che ci fosse un po' di eccesso di umidità in pista. Sì, infatti al momento hanno scelto poi le ruote giuste, perché poi incide tantissimo questo particolare. Quindi la difesa adesso, alta di Bassano, a cercare di recuperare aggredire anche subito, il filtrante eventuale che ha tentato Sandrigo nella circostanza. Piroli, attenzione, rientra bene Sandrigo, quasi al limite dell'area. Infatti, per togliere il contropiede primario a Bassano, e chiaramente adesso Bassano vuol provare a fare la partita. Chiaro che non può scoprirsi, proprio perché dietro non è esattamente impermeabile. Abbiamo citato i 31 gol, anche se frutto secondo me di due autentiche serate dispari a Lodi e a Scagliano, perché nel resto delle gare ha tenuto basso molto equilibrio. La sua cifra media di gol in cassa. Attenzione, Nicoletti e Vasquez si fanno valere, botta di Nicoletti, poi respinge Crespo, recupera Claudio Cacao. Troppi errori gratuiti di Bassano. Sì, sta qualche sventatezza di troppo. C'è probabilmente, a mio vedere, la tensione che sta attanagliando oltre il dovuto la formazione giallorossa, che sa di Nicoletti giocarsi tanto. Nicoletti sì, con una pallina appena sopra l'asta. E adesso vediamo proprio la reazione di Bassano. Cesar Candenedo in possesso di sfera e lui a portare palla da play del basket. Poi serve Crespo per Piroli. Ancora Victor Crespo e Piroli. Chiaramente Bassano non vuole alzare i ritmi, proprio per magari timore di concedere qualche pallina. Non riesce ad accelerare in virtù della difesa bassa di Sandrigo. Prova a tirare col tiro da fuori, ci ha provato prima Crespo, poi sulla ribattuta Rock-Lisa. Vediamo Vasquez che si fa vedere Nicoletti, ancora Vasquez in percussione, gran botta, poi è piazzato Pertegato, ancora Candenedo, possibilità. Vediamo Crespo, niente da fare, palo esterno. Ancora Vasquez, che è tra i più ispirati, è un movimentista Vasquez, tra l'altro ha un fisico che l'aiuta, un torello che nei contrasti non ha paura di niente, di nessuno. Attenzione, pallina persa, possibilità, Candenedo subisce fallo. Candenedo, con i falli siamo a uno Sandrigo e uno Bassano, quindi parità totale. Ricordiamo ai profani che al 10° fallo ci sarà poi il tiro piazzato per la squadra che ha subito il 10° fallo, quindi ancora lunghissima, uno a testa.
adesso ci sarà questo piazzato appunto per Bassano, c'è la barriera di Sandrigo, 2 uomini, è pronto sulla pallina Crespo a batterci, potrebbe essere anche uno schema a servire Piroli sul lato, vediamo, prova la botta Crespo, è stata ribattuta dalla barriera, adesso ancora Piroli a portare sfera, trascorsi 5 minuti e 3 secondi, 0-0 ancora tra Bassano e Sandrigo. Derby equilibrato, cadenze non altissime. Sì, Sandrigo difende più basso di Bassano e Bassano non riesce ancora ad alzare i ritmi. Ci sta provando, ma certo, non è facile. Sandrigo giustamente fa la sua partita e anche rassicurato dalla posizione confortante di classifica. Chiaro, quella tira serena sicuramente. La botta da fuori ci ha provato, però molto potente. È chiaro che adesso prova a scardinare il sistema difensivo di Sandrigo col tiro da fuori Bassano, perché fa fatica proprio a penetrare in area, perché è un bunkerino antiatomico per il momento la difesa di Sandrigo, e quindi volevo dire una vecchia volpe, una volpe basta come Marchesini, se no se dici vecchia giustamente s'arrabbia. Sa benissimo come si fa. Parata di Mauro Dal Monte, attenzione ancora Pertegato ci mette una pezza davvero con la braccio, perché era in controtempo, esatto, col braccio di richiamo, bravo. Stop e tiro di Marco Poletto, anche se era un tiro accompagnato, sì, però gliel'aveva piazzata bene, è stato bravo Pertegato a metterci la manona provvidenziale. Infatti è un titolo, quello di portiere più battuto, che secondo me non si attaglia a un portiere come Pertegato, che ripeto fino a questo momento dall'inizio della stagione ha fatto non solo il suo fino in fondo ma anche qualcosa di più. Botta da fuori. Tanto le viste un cambio per Sandrigo, si sta preparando Alberto Pozzato, che è sicuramente uno degli elementi di maggior talento e estro e fantasia della formazione di Francesco Marchesini. Alcune sue segnature sono sicuramente degne di nota. Certamente, poi è rientrato anche Chemello stasera, quindi Sandrigo al gran completo. Bassano ha come quasi tutte le altre squadre, rispetto alle altre squadre, meno rotazioni in panchina, un po' Marozin deve arrangiarsi con quello che ha, e in questo senso spera nella crescita sollecita dei suoi giovani. Botta da fuori di Nicoletti sul tiro al volo di Claudio Cacao, sul tiro da lontano di Diego Nicoletti. È sicuramente un tema tattico della sfida, perché Claudio Cacao è abilissimo in questa giocata. Diego poi ha provato Nicoletti una botta da fuori altissima, si è scusato con i compagni, non era così che voleva la sua esecuzione. Attenzione Piroli dietro Gabbia, poi non si intende. Nessuno lo ha seguito, era una bella giocata se qualcuno avesse voluto seguirlo. È vero, Lisa non l'ha seguito, non si sono intesi. Attenzione, c'è una pallina che era andata quasi a recuperare proprio Bassano, prova ad alzare la difesa. Sì, provare ad andare in caccia. Attenzione, conclusione sul primo palo, deviata da Pertegato, è stato Cacao a portare la minaccia. Crespo prova anche lui la conclusione sulla percussione, non riesce a trovare lo specchio della porta. È una partita che dà l'impressione presto dopo di potersi accendere da un momento all'altro. Attenzione alla botta ancora di Piroli, bravo Dal Monte. Dal Monte credo che pagherebbe di suo stasera per offrire una prestazione robusta, convincente, magari uscire con qualche punto, 3 meglio che 1. È proprio una sfida personale. Botta di ancora Crespo che prova le conclusioni ripetute da fuori, non riesce a trovare lo specchio anche se sono sempre minacciose. Ancora Cacao e poi c'è proprio Pozzato che ha provato a rendersi offensivo. Candanedo perde palla per l'intervento di Nicoletti. Attenzione Nicoletti a spazio, contropiede. Attenzione, bravissimo Pertegato, scolpiede. C'era Pozzato sul secondo palo, Cacao si è ingolosito e qui c'è il miracolo di Mauro grande Dal Monte che sullo smash poderoso di Crespo ha saputo dire la sua. Era un tiro di prima intenzione. E allora sugli scudi 2 portieri, Pertegato e Dal Monte, hanno fatto già un paio di interventissimi a testa, quelli che si dicono paratone. E allora seguiamo proprio Crespo, Piroli prova ad andare via stesso Cacao, poi preferisce attendere, cerca il compagno libero, lo trova in Crespo prova la conclusione da fuori a cercare una deviazione di Lisa. Ha provato Piroli, ha provato a imitare Cacao. Esatto, è stato Piroli, poi ci riprova ancora Crespo, ormai il tema tattico della... non arriva sulla coincidenza Candanedo, di nuovo Sandrigo
possibilità, poi interviene ancora ci ha Crespo. messo una pezza, cioè ci ha messo il pattino. Sì. 3 contro 2 di Bassano adesso. Conclusione di Piroli, niente da fare. Murata la difesa. È stata, la partita si sta aprendo, Sì, comprese le rispettive difese. No, è una partita gradevole. Trascorsi quasi 10 minuti, 9:45 per la precisione, 0-0 in questo primo tempo. Attenzione, Candanedo si fa vedere Piroli, la trasmissione non è stata immediata, quindi ancora Cesar Candanedo prova la girata agli Isa, ma è circondato da 3 avversari, non ce l'avrebbe mai fatta. Possibilità, poi il controllo di Pozzato non è esemplare. Pericolo, recupera, adesso si stanno alzando i ritmi per Bassano, forse un bene. Un fallo di pattino in area del Bassano. Botta di Candanedo per un soffio, non inquadra lo specchio, e adesso vediamo la decisione del direttore di gara. I falli sempre 1-1, ci sarà il gaggio a 2 dall'angolo. La curva di Sandrigo è bella, vispa, attiva, reattiva è uno e dei tonica. Fattori della squadra. Loro presenti dappertutto. Quella di Bassano adesso è un momento di pausa dopo aver cantato fino a una manciata di istanti fa. Probabilmente loro si aspettano per prima una reazione dalla squadra, quello che avevano chiesto peraltro dopo la mezza disfatta di Scandiano. Possesso di palla, Crespo, giro palla adesso, circolazione prolungata con Candanedo, possesso in questo caso anche laborioso di Bassano, botta di Candanedo deviata, la va a riprendere Candanedo facendo leva sul fisico, la recupera poi Rocklisa, che è il terminale offensivo della squadra, ed è guardata vista, scattano puntuali e raddoppi su di lui. Ancora possesso per Crespo, che si punta, ma in realtà è il registro occulto di questa squadra. La conclusione la recupera Diego Nicoletti, accompagnato filtrante. Gran botta di Nicoletti e viene stoppato da Pertegato. Ancora possibilità a Crespo, ritmi adesso elevatissimi, ci prova 2 volte Lisa e poi Crespo, anzi Crespo poi Lisa, ha provato a rimbalzo, gara Fausto che si sta accendendo alla grande, adesso è salita anche a livello dello spettacolo. Ritmo piacevole, ripartenze, qualche imprecisione di troppo, comunque spettacolo gradevole, ripeto. E allora, tra l'altro, spettacolo con incorporato il pathos di una posta in palio che dicevamo incide tanto e pesa tantissimo. La conclusione in girata, questa era una bella combinazione di Lisa e bravissimo Crespo, Dalmonte. Crespo, Lisa. Palo ancora di Postato, una minella da fuori Postato, ha preso il palo pieno. Se prima era stato, si è liberato bene Poletto, deviazione al volo. Poletto ci ha provato, qua è stato sfortunato Sandrigo. Prima c'era stata anche la bravura di Pertegato, come in questo momento, adesso è stato iellato. Attenzione, poi non si intende. È venuto bene Poletto, però. Ha recuperato l'anticipo difensivo Poletto su Piroli. È partita veramente adesso tirata. Ai punti Sandrigo per le occasioni, con 2 pali, una ha aiutato dalla parata di Pertegato, il secondo era un palo pienissimo e quindi palo pienissimo. C'è il fallo di Bassano, secondo fallo, e 2 pali di Sandrigo fino a questo momento, uno dicevamo agevolato dalla parata di Pertegato, il secondo palo pieno di Poletto. E adesso c'è un time out in campo perché ci vogliono, ragionare un po' su le 2 squadre, i 2 coach vogliono riordinare le idee, parlare con i rispettivi giocatori. Nel frattempo è pronto a entrare Mattia Milani, primo cambio di Bassano, al posto di Rocklisa. Milani, il Torello Milani al posto proprio di Rocklisa, e quindi l'idea è quella di poter dare ancora più imprevedibilità e rapidità con un giocatore come Mattia Milani, che non molla mai l'osso, sbuca da ogni parte, magari non ha la qualità tecnica di un Rocklisa, ma te lo puoi trovare sotto porti in ogni momento, e quindi sicuramente è una minaccia per Sandrigo, può essere una potenziale minaccia per Sandrigo. Insomma, adesso durante il time out, il sottofondo, la colonna sonora è quella garantita dalle 2 curve che stanno davvero facendo un eccellente spettacolo, e qua non mi stancherò mai di ripetere che il campionato di hockey meriterebbe ancora più cornice, non solo televisiva con Sport TV, ma anche
direttamente nei palazzetti. Perché? Perché è un campionato incertissimo, detto proprio chiaramente, nel calcio, nel basket, nella pallavolo, insomma gli sport principali in Italia hanno un campionato così incerto in testa e in coda. Per questo meriterebbe la maggior visibilità possibile, quella televisiva, e la stiamo garantendo noi, ma anche quella live del pubblico nei palazzetti. Ripartiamo, 12:15 da giocare in questo primo tempo, attenzione, possibilità ancora attivissimo Postato, Sì. e adesso prova a andare via. Ci ha provato Candanedo con le sue caratteristiche progressioni. Se indovinasse anche la finalizzazione, Candanedo oltre che le progressioni sarebbe probabilmente nel Barça e non nel Bassano, però vabbè, è un giocatore che ci mette l'anime, ci mette grande vitalità, tra l'altro un giocatore di grande esperienza, appena lo scorso anno vinto la Coppa Europa Chelsea, l'Eurocup per capirci, e adesso si riparte con Nicoletti. È una sfida, Fausto, attenzione adesso. Pozzato stava facendo uno scherzetto al suo ex compagno, grande ancora, e qui di nuovo Pertegato, e sono le disattenzioni difensive di Bassano in questo caso, 2 volte conclusione ravvicinata, l'uomo che esce da dietro porta, riceve palla, riesce a deviare. Bassano deve alzare l'attenzione difensiva. Ma assolutamente. Secondo te, Fausto, ecco, è una diciamo così, disfunzione congenita o è anche legata alla mentalità di una squadra che vorrebbe sempre vivere in attacco, abitare nell'area avversaria e concede fatalmente qualcosa? L'hockey è fatto di 2 fasi, la fase offensiva e la fase difensiva. Se non fai bene entrambe non puoi sperare di vincere. Quindi direi che è normale che deve esserci attenzione. Ha sintetizzato mirabilmente. Vediamo se sarà ha perso probabilmente una ruota, mi sembra, vediamo, Nicoletti. Nicoletti ha perso una ruota, sembra una cosa quasi da Formula 1 con un pit stop e un cambio rapido. Ci dà il meccanico, lavoro per il meccanico del Sandrigo. Entra Vasquez, si sta preparando anche Stefano Campagnolo, l'altro ex della sfida, che dà il cambio a Claudio Cacau. Pronto a entrare anche Campagnolo. Campagnolo qua lo si ricorda anche una partita proprio di Coppa Campioni di Eurolega. Campagnolo entrò diversi anni fa, chiaramente era esordiente praticamente, entrò, fece gol, ne propiziò un altro e in 40 secondi divenne l'idolo della curva. Per il temperamento, per la garra che mise questo ragazzo in una partita che poteva essere più grande di lui è entrato senza paura, con grande tempra. E adesso vediamo l'attacco di Piroli. Piroli cerca adesso il compagno libero per andare dietro porta, l'assistenza, niente da fare, recupera lo stesso Piroli, va a provare a recuperare un fallo, non ce la fa, e adesso è proprio attenzione, errore, ma poi è un scambio di favori, errore in fase difensiva clamoroso di Sandrigo. Piroli, forse sorpreso, ha provato la conclusione, l'ha sbucciata in pieno. E qua secondo me c'è quella frenesia che è dettata dalla tensione, c'è poco da fare. Dicevamo prima, il campionato lungo eterno, ci sarà la fase orologio quest'anno e non le due, la fase orologio tipo basket, ci sarà un torneino alla fine, un barrage a sopravvivenza, non più le 2 retrocessioni dirette, però è chiaro che i punti pesano, poco da dire, poco da fare. Soprattutto per evitare di finirci in quel barrage, ma credo che per Bassano sarà molto complicato non schivarlo, però un conto è arrivarci da ultimo, un conto è arrivarci da quarto ultimo. Tanto Bassano ha già il quarto fallo di squadra. Quarto fallo contro uno, e questo potrà iniziare a pesare cammin facendo. Intanto la conclusione di Vasquez, spara Pertegato, 4 falli dopo 15 minuti circa, non è proprio una media esemplare. Seguiamo Candanedo prova a farsi largo, poi non trova subito l'assistenza di un compagno, la trova adesso con Piroli, ricordiamo il laziale Piroli, tifosissimo del bianco-celeste. Quindi Candanedo prova la botta da fuori, era letta, era facilmente attenzione, c'è il blu per Candanedo, non un'azione mirabile la sua, un tiro certamente evitabile, poi un fallo difensivo un po' ingenuo, non da lui, e ci sarà Cacau che prenderà la trasformazione. Occasione per Cacau contro Pertegato. Giocati 10 minuti e 18 secondi, un'ingenuità di Cesar Candanedo. Sì, è andato a colpire con il bastone l'avversario. Era chiaramente un fallo di frustrazione dopo il tiro al vento. Sì, dopo quell'errore
E adesso Pertegato si prepara, Pertegato per opporsi allo specialista brasiliano Claudio Cacao. Ineccepibile la decisione. Niente da dire, infatti nessuno ha mosso ciglio perché era una decisione che andava presa. Vediamo adesso Cacao contro Pertegato. Prima svolta del match. Può essere la prima opportunità golosa. Vediamo. Cala il silenzio al palazzo. Quasi silenzio. Vediamo Cacao. Cacao contro Pertegato. Trova il gol. Cacao. Minuti trascorsi. 15 e 21. Cacao piazzato 0-1 Sandrigo. Pregevole alza e schiaccia di Claudio Cacao. Niente da dire, da specialista. Ha guardato fino alla fine lui, Davide Pertegato, poi lo ha trafitto. Giocatore di enorme, smisurata esperienza, Cacao. Avevamo detto che i punti Sandrigo aveva fatto qualcosa di più e quindi diciamo che il vantaggio è sicuramente legittimato. Sì, non fa una grinza. E adesso Bassano ha questo macigno da provare a togliersi di dosso. Sì, anche perché Sandrigo ripropone la difesa molto attenta e molto bassa, e Bassano ha commesso l'errore di schiacciare troppo le proprie trame offensive, di non cercare lo scarico dietro per aprire un po' la difesa, o comunque con le conclusioni da lontano smuovere gli avversari. Sono ancora lì ritanati al limite della propria area. Bassano si aggrappa magari al precedente col Breganze, quando è andato sotto prima 1-0, poi 2-1, poi è riuscito a vincere lo stesso di gran carriera la partita. Chiaro che qua è una situazione differente perché i punti pesano di più e perché Sandrigo ci pare molto più munito di quel Breganze, e adesso c'è proprio un time out e Marozin vuole subito schiarire le idee suoi. 9 minuti e 04, vuole soprattutto evitare che sia la tensione a prevalere, a prendere il sopravvento. Una situazione nella quale, e lo diceva peraltro Poli, il giovane Poli alla vigilia, serve pazienza, serve grande lucidità, serve soprattutto anche l'appoggio della propria gente, quindi la curva e magari anche il resto del palazzo deve provarsi a schierare a fianco della squadra in un momento delicato della serata e mi sento anche di dire della stagione, perché Bassano non può permettersi di perdere. Anche il pareggio potrebbe essere ben accetto, ma chiaramente è fondamentale che per Bassano che possa provare a strappare qualcosa, mentre Sandrigo ha grande attenzione, grande concentrazione. Non è solo un momento per così dire è meritata, la classifica che ha è meritata perché c'è un'identità di gioco, c'è un'organizzazione evidente e quindi i 10 punti attuali, 13 virtuali ci stanno tutti. Pallina per Mattia Milani, seguiamo l'attacco di Bassano, Piroli, Mattia Milani, Crespo, ancora Piroli, possibilità per l'Orclisa, poteva forse fare meglio, anche se Dal Monte è stato elastico a murarlo immediatamente. Sì. Era vicino alla porta, alla conclusione. Seguiamo ancora l'attacco, ci prova, leggermente masticata la conclusione una palla di dentro porta Lisa. sul primo palo, si è inserito bene Rock Lisa, non ha trovato, non è riuscito all'angolata troppo, avrebbe sorpreso sicuramente. Grande parata di Pertegato, eccezionale su Pozzato, ha fatto un gran intervento Pertegato perché è volato letteralmente, non era semplice, all'indietro, bravissimo. Sì, bella parata. Secondo fallo di Sandrigo contro riparte il bene, 4 di Bassano. Sfrutta sicuramente gli spazi che Bassano concede aprendosi troppo forse. 8:05 da giocare in questo primo tempo, 1-0 Sandrigo, la rete dell'ex Claudio Cacao, il brasiliano, sul tiro diretto. Vediamo adesso la punizione per Bassano. Milani sulla sfera, è pronto anche Crespo, si va a vedere Piroli a lato, davanti al portiere marcatissimo c'è Rock Lisa, prova lo schema, difende pallina strenuamente Lisa, poi la recupera, la riprende Milani. Vediamo, c'è un altro fallo ci pare di Sandrigo, vediamo cosa decide il direttore di gara.
C'è un time out adesso chiesto da Sandrigo, c'è un time out. Esce Poletto, entra Nicoletti. Entra Nicoletti per Poletto. Poletto è stato autore di una buona prova, Sì, soprattutto in fase decisamente. difensiva. No, è entrato con i concetti giusti in testa e con grande energia. Adesso mancano 7,58 e questo è già il terzo time out in pista, a dimostrazione, Fausto, che i coach tengono tantissimo e vogliono curare anche i dettagli. Assolutamente, ne hanno ben d'onde, anche perché il tema tattico della partita è difesa bassa di Sandrigo, Bassano che non riesce ancora ad alzare i ritmi e non riesce soprattutto ad esprimere quella che forse è nelle intenzioni di Marozin il marchio di fabbrica, cioè la palla recuperata celermente appena si termina l'azione offensiva. Finora Sandrigo è stato molto attento, non ha concesso questo. Nulla. E Bassano quindi non è riuscito a trovare spazi per andare a conclusioni che potessero mettere in difficoltà un Dal Monte che peraltro si è confermato, come avevi previsto tu in sede di presentazione, portiere sicuramente di grande qualità. Ma sì, tra l'altro la chiave tattica nella lavagna tattica speciale di Checco Marchesini è stata quella di togliere appunto il contropiede primario e anche secondario a Bassano, e lo si obbliga Bassano a giocare e attaccare sistematicamente la difesa schierata, non intesa come difesa a zona, ma difesa proprio pronta, non la puoi con rientri tempestivi, non la puoi prendere mai in castagna, per così dire, e quindi è un merito sicuramente del lavoro tattico di Marchesini, e mette a dura prova invece il piano gara di Marozin, che deve trovare alternative al suo gioco principale. Sai, Sandrigo è una squadra esperta, perché Claudio Cacao e Diego Nicoletti sono giocatori navigati, sì, che hanno fatto anni e anni di A1, e comunque nel caso per esempio di Pozzato e Poletto stiamo parlando di atleti che sono già al terzo campionato di A1 e quindi hanno già maturato l'esperienza necessaria per capire per esempio che le partite si cominciano a vincere difendendo bene. Esatto, e lo stesso Campagnolo, giocatore di lunga milizia in più squadre della zona, e quindi sa benissimo quelle che sono le sue mansioni. E allora si riparte, 7,48 da giocare, vantaggio Sandrigo 1-0, la rete di Claudio Cacao, e adesso Bassano prova a rimettere a posto i cocci e provare a raddrizzare la faccenda. Non è affatto semplice, proprio perché la morsa difensiva di Sandrigo è encomiabile, praticamente è una sorta di colla che ti si appiccica addosso, e Bassano non riesce a trovare idee e spunti poi per scardinare o per bucare questa barriera. Ci prova adesso Lisa, attenzione, Lisa. Davide Piroli, sì. Ancora recupero immediato Vittor Crespo. Attenzione, c'è una specie di catch in pista proprio tra Piroli e Vasquez. Ancora Crespo, prova la conclusione da fuori, missile a cercare una deviazione che non c'è, che non arriva. Vediamo adesso ancora Sandrigo. Poi sta gestendo con personalità il match la squadra ospite, assolutamente. Non si può dire che gli manchi la leadership in questo momento. Milani prova a portare un po' di vivacità alla manovra di Bassano. Crespo, è entrato di nuovo Candanedo per Piroli a cercare maggior spinta e maggior fisicità, evidentemente, oltre a far rifiatare Piroli. Vediamo ancora Crespo, possibilità, non arriva Lisa la girata completa, e adesso ci prova e poi non conclude il contropiede. Non ha seguito Sandrigo Pozzato. Ancora 3 contro 2, Candanedo, per un soffio non c'è la coincidenza e l'aggancio e lo smash ravvicinato di Crespo. 5,58 da giocare. Ancora Campagnolo, poi Vasquez si stava involando, possibilità. Non l'ha visto Nicoletti. Candanedo per Milani, attenzione, Milani un po' lunga, prova a tenere sfera al torello. Milani bravo. Lavora di fisico. Bravo, l'ha recuperata bene quella palla. Candanedo vorrà provare il tiro, prova prima la percussione, poi Crespo, conclusione a sorpresa di Crespo, attenzione, ci ha provato Lisa, bravissimo Dal Monte. Sì. Si sta costruendo l'alza e schiaccia Lisa, e Dal Monte gliel'ha neutralizzato. Bravo Dal Monte ancora, Mauretto Dal Monte sugli scudi. Candanedo
tende un po' troppo è troppo lento nel caricare il tiro. Tende proprio Alza a rallentare la bastone, conclusione, quindi diventa agevola leggibile. l'azione difensiva dell'avversario. Ancora Candanedo, probabilmente abituato all'hockey spagnolo che va a ritmi più cadenzati. Vediamo ancora Milani. Prova la conclusione debole, però Lisa recupera Candanedo, la botta da fuori, una sassata deviata, sacramenta Candanedo, però c'è ancora spazio, Lisa, ancora Lisa, niente da fare, il tocco di Milani, bagarre, c'è il gol, pareggio di Mattia Milani nel, come si suol dire, dalla traffico. spazzatura e nel traffico. Milani ha cavato fuori un gol pazzesco perché sembrava persa la pallina. Carambola Minuto 20 e 21, c'è sempre il 21 che ritorna, 20 e 21, Mattia Milani, l'avevamo detto, sbuca dappertutto e sotto misura Mattia Milani ha trovato l'1-1, dalla spazzatura riesce a cavare fuori una gemma preziosissima. Mattia Milani è appunto in una 2 metri quadri più trafficati del raccordo anulare a Roma. Sì. E invece guarda lì, Milani ha rimesso in piedi le cose e Milani è il jolly, poco da dire, un giocatore che ti fa la giocata che non ti aspetti, o meglio te la puoi aspettare, ma quando ormai la relazione sembra da archiviare. 1-1, si riparte da capo e c'è subito motivatissimo Sandrigo e adesso ancora ci prova lo stesso Lisa. Complimenti a Sandrigo per l'organizzazione e la maturità che sta dimostrando, perché comunque hanno preso gol e non hanno fatto una piega, si sono rimessi, hanno già ricostruito un paio di trame interessanti. Hanno avuto pazienza. Attenzione Candanedo, ancora Candanedo, Bassano prova ad alzare i ritmi, la circolazione dei palle è più veloce. Si prova adesso, è chiuso Crespo, minuti da giocare, 3:33 in questo primo tempo, 1-1, le reti di Cacao prima e Milani poi. Bassano arriva sempre al limite dei 45. La botta da fuori, ancora ci prova Crespo a cercare una deviazione, ma anzi a cercare direttamente il sacco. Qui un paio di rilanci affrettati, forse. Ancora Crespo. Claudio Cacao sulla rampa di lancio, sta rientrando in pista per i suoi. Seguiamo. Non si è ancora acceso Alberto Pozzato per Sandrigo. Che è un'arma in più, può essere un'arma anche letale. Piroli per Lisa, altro cambio volante per Bassano che cerca Marotin di far ruotare più che possibile i suoi per avere sempre freschezza in pista, anche perché ripeto non ha tantissimi cambi dietro, è inutile, se si volta la panchina ci possono essere 1 o 2 giocatori al massimo da spendere in atmosfere, in partite così delicate. Poi ha tanti giovani prospetti e di qualità anche, ma non hanno l'esperienza per questo genere di gare, o almeno per questo genere di atmosfere. Sandrigo costringe Bassano al limite dei 45 secondi, sono già un paio di volte che succede questa situazione, è frutto di una difesa molto attenta. La difesa Arcigna, attenzione, il Pozzato si stava accendendo, 1 contro 1 con Mattia Milani, aveva fatto un'ottima giocata, anche qui vediamo gioco a 2 con Vasquez. Adesso si è riaccesa anche la curva di Bassano, oltre a quella di Sandrigo dopo il gol del pareggio. 2 minuti al termine in questo momento. Vediamo ancora la manovra di Bassano. Candanedo per Crespo, Mattia Milani, Candanedo, ancora Crespo, manovra appunto perimetrale per linee esterne. Blocco centrale di Piroli. Attenzione, Crespo proverà la conclusione, no, preferisce desistere, servire Piroli, cerca un'altra opportunità. Prova adesso a liberarsi Crespo, attenzione, ancora in serpentina e adesso sta per scadere il tempo e proverà un tiro da così, para dal monte, riparte a 1:22 Sandrigo. Tanto con scintille Vasquez. tra Poletto e Mattia Milani in area. Possibilità recupera Milani, vediamo, prova ad andare via, d'esperienza, perché rischiava poi Stato magari bravo di fare un fallo sulla Balaussa che poteva costare carissimo. I Palla falli sono persa da sempre Sandrigo, 4 per Bassano e 2 per Sandrigo, si sono fermati. 1 minuto e 05 al termine del primo tempo, 1-1 tra
Bassano e Sandrigo. Bel primo tempo. Per adesso sicuro, per adesso Fausto è sicuramente un bel primo tempo, tirato, incerto, equilibrato. Ecco, se questa sembra l'ultima squadra del campionato, l'ultima in classifica, Bassano, capite che il campionato italiano è comunque di livello apprezzabilissimo. In qualche maniera vicino al raddoppio, Pertegato ci ha messo una pezza, attenzione, riparte subito Bassano. C'è un passaggio impreciso di Milani. E qui Candanedo ha veramente la palla del 2-1. 2-1. Sì. Sembrava anzi dentro e invece ha mancato di poco lo smash e l'aggancio vincente. 26 secondi, ultimo possesso del tempo per Sandrigo, che però poi per attenzione c'è un po' di vivacità e ci sarà probabilmente mano al cartellino, probabilmente un blooper postato. C'era stato un po' di movimento. Questi errori di inesperienza, che stiamo parlando di un ragazzo che ormai ha 25 anni, però così, ogni tanto gli capitano questi. Il blu appostato costa un tiro diretto a 22 secondi dal termine per Crespo. Non è di prima perché era gioco fermo, mi sembra. Vediamo, va a spiegare, infatti. Spiega era gioco fermo, quindi è possesso per Bassano, non c'è tiro diretto. Non c'è tiro diretto, appunto. Ci sarà il vantaggio numerico, il power play per questi 22 secondi e per l'inizio della ripresa per Bassano. Vediamo se riuscirà a sfruttare intanto in questi 22 secondi il vantaggio numerico, e poi ci sarà un altro minuto e mezzo abbondante a inizio ripresa col power play a favore di Bassano, che deve provare a tesaurizzare questo vantaggio numerico. Vediamo Candanedo. Prova la conclusione Piroli, ancora Crespo, Candanedo, prova ancora Crespo, il tiro da fuori, niente da fare, recupera e mancano 2 secondi, 1 secondo e finisce qua il primo tempo. Primo assalto del Bassano in power play, non è riuscito. Primo tempo 1-1 tra le due squadre. Le reti le ricordiamo al 11:21 la rete di Cacau, e poi esattamente al 20:21 c'è questo 21 appunto che si ripropone il pareggio di Milani su azione, il pareggio di Milani, invece su tiro diretto la rete di Cacau. Questo primo tempo diamo la possibilità adesso a Fausto, a bocce ferme, di riuscire a dare una prima analisi, una tua valutazione. Ok, partita vibrante, partita bellissima nel senso perché è tirato e combattuta e perché il punteggio è quanto mai in bilico, però si vedono anche delle soluzioni di gioco sicuramente interessanti e nessuno che si risparmia. Sì, il tema tattico della partita è sicuramente la difesa molto bassa e arcigna di Sandrigo, di fronte con un Bassano che ha faticato a trovare spazi. Infatti è arrivato molto spesso al limite dei 45 secondi per effettuare la conclusione in porta. Ottima la prova dei portieri da una parte e dall'altra, con motivazioni a 1000. Tra l'altro sono entrambi degli ex, perché anche Davide Pertegato ha contribuito alla promozione di Sandrigo nella stagione 2015-2016. Tra l'altro, Fausto, adesso anticipiamo un attimo i temi immediati del secondo tempo. Bassano ha 1 minuto e 38 di superiorità numerica e deve provare a capitalizzare questo, perché non è che ne capitano 20 a partita. Quindi, non sarà facile, perché con un portiere esperto come Mauro Dal Monte sicuramente gli avanti bassanesi avranno le loro difficoltà. Dopodiché la partita sarà lunga e vediamo se riuscirà a capitalizzare. Però anche perché tra l'altro Bassano ha pochissime esiti felici quest'anno con il power play, ha tra le peggiori percentuali del campionato, e del resto dell'ultimo posto si spiega anche così, e quindi è evidente che lì Bassano dovrà provare a migliorare quello che è il suo score, la sua percentuale, perché poi le salvezze si arpionano anche in questi momenti e anche in queste occasioni. Adesso è presto per poter dire quale potrà essere la chiave tattica del secondo tempo. Secondo te però, Fausto,
In caso di parità Bassano proverà a giocarsela fino alla fine, e questo vale anche per Sandrigo, oppure qualora dovesse permanere la parità 1-1, 2-2, 3-3, il risultato potrebbe soddisfare negli ultimi istanti entrambe le formazioni. Beh, questi calcoli si possono fare solo negli ultimi minuti del match, non certo a metà ripresa, per dire. Poi conoscendo gli allenatori, secondo me diranno loro di spingere. Marchesini e Marozin proveranno probabilmente a giocarsela fino alla fine, con grande slancio, con grande forza mentale, durezza mentale, e adesso è il momento anche di analizzare tutto quanto in un contesto globale, non solo di questa gara, del campionato, parlando anche con Stefano Zamperin, quindi ti passo subito la linea. Grazie Vincenzo, grazie Fausto, siamo qui con Paolo Giubilato, responsabile del settore giovanile del Bassano, Stemma Bassano 54. Insomma, tutti ti conoscono come grande speaker di tutti gli eventi, praticamente di tutti gli sport qui nel Veneto, ma anche a livello nazionale. Ora questa nuova avventura come responsabile del settore giovanile. Sì, un mondo che non conoscevo, o meglio conoscevo da fuori come speaker, e entrare all'interno di una dirigenza e seguire un settore giovanile storico come quello del Bassano è sicuramente un'operazione importante. Quest'anno c'è stato un esodo di parte del nostro settore giovanile e quindi sono stato chiamato a cercare di mantenere in piedi questa struttura che ha una storia alle sue spalle. Stiamo cercando di lavorare bene, abbiamo un grande gruppo di allenatori e quindi siamo sicuri che otterremo degli obiettivi che ci eravamo prefissati a inizio stagione. Ovviamente la speranza di vedere Bassano a primeggiare ancora come tanti anni fa nel settore giovanile, ma abbiamo già visto diverse squadre che sono qualificate nella fase finale a Giovinazzo pochi mesi fa. L'augurio ovviamente è quello di ripetere quello che abbiamo visto a Giovinazzo. Sì, compatibilmente con le disponibilità che ci sono rimaste, cercheremo sicuramente di piazzare 2 squadre per le prossime finali. Stiamo lavorando, stanno lavorando gli allenatori in modo alacremente, perché cambiando allenatori cambiano anche i sistemi di gioco, le tecniche, le tattiche, e quindi c'è bisogno di portare comunque entusiasmo in questo ambiente, e io sono qua per questo, perché l'entusiasmo fa parte del mio DNA e tu, come capirai, facendo lo speaker voglio trasmettere la passione, la voglia, il desiderio, il fare sport a tutti i ragazzi e a tutte le squadre. Ovviamente non solo il mantenimento delle squadre dall'Under 13 all'Under 19, ma anche un lavoro nelle scuole, penso. Sì, adesso cominceremo con un progetto di portare l'hockey nelle scuole, e quindi cercheremo di ricreare il settore avviamento e il mini hockey, che ovviamente in questo momento ha dei numeri non particolarmente felici. Quindi questo avviamento, questa ricerca dei ragazzi nelle scuole, perché questo è uno sport meraviglioso. Quando vedi i ragazzi patinare che cominciano dal patinaggio a stare in piedi e a incominciare a fare le loro evoluzioni, è qualcosa di importante. Loro si sentono protagonisti, e poi noi abbiamo degli allenatori che gli danno tutte le cognizioni per poter diventare protagonisti di questo sport, ed è questo il bello. Tu fai anche sport a livello agonistico, sei un maestro di sci, no? E segui lo sci sempre. Oggi abbiamo visto il Bassano che ha fatto una buonissima seconda parte del primo tempo. Come l'hai vista questa partita fino adesso? Sai, non è il solito Bassano, in questo momento il Bassano è un po' più coperto del solito, non riesce ad entrare per lati, perché forse sente la particolare importanza di questa partita. Essere andati sotto e realizzare il pareggio in un'azione di gioco, dopo una serie di azioni che hanno mancato il gol, dopo gli ultimi 20 secondi mancare un gol praticamente quasi a porta vuota, ti dà delle sensazioni positive per il proseguo del secondo tempo. I cambi ci sono stati, la squadra sicuramente non è lunghissima, ma sono tutti pronti ad entrare e tutti pronti a dare il loro contributo per cercare di ottenere il massimo risultato che ci catalizzerebbe, ci porterebbe in una situazione di classifica più consona alle nostre caratteristiche. Ovviamente la speranza per Bassano è quella di non entrare nei play-out, perché quella è un po' il cruccio sia di Sandrigo sia di Bassano. Oggi abbiamo visto fino adesso una bellissima partita, un derby a braccio di ferro, perché le 2 difese hanno fatto la parte del leone, però penso che Bassano abbia fatto più del Sandrigo nel primo tempo. Vedremo se sarà lo stesso nel secondo tempo, anche se Sandrigo ha dimostrato che in contropiede può essere decisiva.
A me preoccupa che i senatori del Sandrigo hanno avuto parecchio minutaggio in panchina e quindi li tengono freschi per il secondo tempo. I nostri hanno giocato, non hanno il gioco di mister Marozzin dinamico, quello che abbiamo visto con il Braganza, quello che abbiamo visto con il Follonica, quello che abbiamo visto anche in una parte del Viareggio. Quindi sicuramente il secondo tempo avrà degli altri temi e noi speriamo e fortemente vogliamo portare a casa i 3 punti. Ti lasciamo al tuo lavoro di speaker della partita, grazie Paolo, grazie di essere venuto qui. Grazie, alla prossima, buonasera a tutti. Grazie Paolo. Ripassiamo la linea all'ottimo Vincenzo Pittureri per il secondo tempo insieme a Fausto Pozzano. Stefano, anche se nel tuo ruolo di super partes, come chiedere a volte all'acquaiolo se l'acqua è buona, però questa partita conferma che il livello dell'hockey è sicuramente eccellente e che sbaglia sempre chi è a casa, fa bene chi guarda la televisione e gli altri invece devono cercare di essere, se possono, anche al palazzetto, perché tanto la Juve gioca lo stesso. Esatto, e quindi voglio dire è un hockey che è sempre più incerto rispetto magari ad anni fa, dove certe gare erano scontate. Qua non c'è nulla di scontato, la prima può perdere con l'ultima e viceversa. La seconda ha perso qui poco meno di una settimana fa, proprio in questo campo. Diciamo che è questo il bello di questo campionato, l'equilibrio. Abbiamo visto due squadre tatticamente messe molto bene in pista. È mancato forse il gol per il Bassano nel lato finale, però insomma penso che sarà il leitmotiv di questo campionato, l'equilibrio da oggi, ma anche da ieri fino alla fine della regular season, ma anche poi nei play-out, perché non dimentichiamoci che poi ci saranno i play-out e i play-off che potrebbero quasi ribaltare poi la stagione regolare. Certo, ha detto bene Stefano, possono sovvertire il ranking della regular season e quindi è una sfida sicuramente avvincente. Questa ringraziamo appunto Stefano Zamperin per il suo contributo. Questo è l'hockey che tiene comunque incollati al video per chi è a casa e sugli spalti i tifosi. Abbiamo visto anche uno spettacolo, quello delle 2 curve, sì. La curva storica di Bassano e la curva di Sandrigo, che nell'ultimo biennio si è rivitalizzata in grande stile. Allora sì, qualche anno ma arriva il rito delle tradizioni degli appunto, anni 80, perché diciamo che a metà degli anni 80 a Sandrigo si strutturò un gruppo di tifosi organizzati che seguiva veramente in trasferta dappertutto la squadra. Questa tradizione è sicuramente ritornata alla grande. Il nome della curva è Steccafisso, che gioca un po' anche con le tradizioni del paese di Sandrigo, che è noto per il baccalà, no? Per il baccalà vicentina. E quindi, felicemente noto. Sì, che ha il suo clou nelle ultime 2 settimane di settembre e prima di ottobre, mi sembra. E quindi direi che fa piacere questo connubio tra il pubblico sandricense e le tradizioni, le belle tradizioni l'hockey è sicuramente ormai una tradizione sandricense, perché esiste da più di 50 anni. Io ne so qualcosa. 51 anni, esatto. Io ne so qualcosa perché l'ho celebrato. Tu l'hai celebrato con un libro che ha raccontato nel dettaglio la storia hockeyistica di Sandrigo e che non deve mancare nella biblioteca di ogni tifoso, perché poi è un pezzo di storia non solo sportiva agonistica, ma un pezzo di storia del territorio, e quindi per questo ha una valenza doppia. Grazie per la sviolinata, ma è meglio che ci concentriamo su quello che andrà a succedere di qui a tra poco. È un dato di fatto, perché tra l'altro non ce ne sono tantissime di pubblicazioni di quel genere lì legate all'hockey, e se ce ne sono poche quelle che magari meritano di essere citate per davvero. E adesso si appresta le 2 squadre a giocare questa seconda fase di gara, il secondo tempo. Comunque Vincenzo, a proposito di letteratura hockeyistica, secondo me ci sono dei volumi veramente interessanti, per esempio Hockey Pista è un grande romanzo, ma anche libri di Giuliano Norieri. Sì. C'è letteratura su questo sport, basta andarla a cercare. No, ce ne sono, hai citato Giuliano Norieri, l'altro è Paolo Virdi di Lodi, Giuliano Norieri è versigliese, però ripeto, non sono tantissimi per questo, o meglio, sono pochi quelli che meritano davvero di essere perché letti. Questo sport purtroppo è per pochi e non va bene. Contiamo di recuperare posizioni. Intanto si riparte col Bassano in power play, quindi superiorità numerica ancora per 1 minuto e 38 per i giallorossi, che proveranno a forzare i ritmi in questo spicchio di gara. Devono essere cinici e pratici, come sottolineava Marozin nel pre-gara. Adesso
È chiaro che bisogna in questo caso accelerare la trasmissione della gara, della pallina, devono scaricare con maggior velocità. Il tiro da fuori di Candanello non inquadra la porta, trascorsi Ancora intanto 8 secondi. 34 secondi, 4 secondi, il tiro da fuori, niente da fare, e adesso riparte Sandrigo che proverà a tenere pallina il più possibile per non correre rischi e far correre il cronometro. Invece seguiamo adesso il possesso di palla dei sandricensi in tenuta giallo-verde, e proverà invece Bassano, che ha ancora pochi secondi di superiorità, una trentina, anche meno adesso, quindi devono Claudio Cacao rientrare. Adesso ancora Bassano deve affrettare i tempi e le procedure. Vediamo, perde pallina poi Piroli, era al momento della conclusione, adesso pronto a rientrare anche Cacao. Vediamo, è questione veramente di pochissimi secondi. Deve sfruttare adesso l'ultimo possesso e invece niente da fare per Bassano. Ora Sandrigo, che chiaramente finché non tornerà in perfetta parità, e adesso è entrato Cacao, e Bassano un po' deve mordersi le dita per non aver sfruttato, non essere stato realmente pericoloso. Pericolo di Pertegato. Sì. Pertegato è stato straordinario, infatti c'è lo stesso Vasquez che è lì che si domanda ma come ha fatto a prenderla, era andato a colpo sicuro. Mamma mia, Claudio Cacao da dietro porta, il primo è palo stata per Marc veramente Vasquez. una magia di Cacao, una magia di Pertegato, e non un errore di Vasquez, sia chiaro. Questo è stato bravo Pertegato, l'aveva indirizzata giusta Vasquez. Ancora Bassano che ci pare comunque un po' timido, intimidito e impacciato. È chiaro che Sandrigo sta giocando un match molto con grande attento. autorevolezza. Attenzione, ancora ci prova, attenzione, ci sarà forse quinto fallo di Bassano e Piroli contro i due di Sandrigo. È chiaro la differente situazione psicologica tra una squadra che ha 10 e l'altra 4, si sente tantissimo, al di là del valore specifico in campo, e Sandrigo, a differenza dell'anno scorso, ha una squadra attrezzata per centrare l'obiettivo della salvezza, che sia immediato o attraverso la barrage play out, cambia poco, è una squadra pronta, e la lezione dello scorso anno è servita perché il club sandricense ha lavorato molto bene in sede di campagna estiva. Adesso le due curve spingono le rispettive squadre, cercano l'allungo entrambe. Vediamo adesso è Sandrigo che ha il possesso di pallina, poi 45. Però anche qua commette l'infrazione di 45, brava la difesa di Bassano a spingere Sandrigo a andare oltre. Di attenzione da parte di Bassano in retrovia, sì, anche perché di ripresa. Se non riesci a pungere davanti, poi a questo punto devi anche preservarti dietro e stare attento anche agli spifferi. Candanedo, non vediamo il Bassano arrembante delle prime gare o di certe gare interne. Bassano più controllato, più un control game, perché non riesce a rubare palla appena terminata l'azione offensiva col pattino, e quindi pallina per Sandrigo. Attenzione, ecco qui per esempio ci ha provato Rock Lisa per un nulla, non ci riusciva la giocata. Minuti giocati 3 e 28 di questo secondo tempo, sempre 1-1. Vediamo adesso Bassano, se al raddoppio di marcatura. Questi recuperi palla possono essere è una chiave. L'anticipo, andare in anticipo sul possesso di palla avversario e andare in caccia già sulla tre quarti o comunque a centropista. Grande attenzione di Davide Piroli. Ci ha provato Piroli in serpentina, che fa parte del suo bagaglio tecnico. Attenzione, Piroli poi era riuscito fin quasi all'ultimo a farlo senza spendere il fallo, poi adesso è il sesto fallo, deve stare attento adesso, sì, perché Bassano, si sta caricando. Mandare a dischetto Cacao è una mezza sentenza, non è tanto appunto, raccomandabile. Non è una buona idea. Ci prova Candanedo, a fatica riesce a tenere sfera. Questa sera è abbastanza impreciso nelle conclusioni. Sì, ci pare più nervoso di altri. L'ultimo match casalingo, è vero, col Breganze, che era stato dirompente. 20-46 da giocare, trascorsi 4-14 al secondo tempo, sempre 1-1. Le reti di
Cacao per Sandrigo, pareggio di Milani. Vediamo ancora la sfera. Quindi Crespo. Bassano che fa fatica ad accelerare. Sì, perché non trova varchi. Sandrigo si difende bene. Sì, non concede spazi e quando poi c'è la possibilità di andare via, poi i rientri difensivi sono immediati. Sandrigo riparte velocemente. Vasquez. Attenzione. In qualche maniera Crespo ha rischiato, sì, perché bastava una manciata di centimetri più in là, c'è una caduta a 3, fantastico, sembra un balletto del Bolshoi. Protagonisti Poletto, Piroli, Crespo. Esatto. Era un casquet in stile Scala Madame di Milano, Vasquez. esatto, anche. Si alzano i decibeli, intanto Candanedo poi perde la maniglia, Candanedo. E sono tanti piccoli dettagli, chiaramente involontari, che però sporcano l'azione di Bassano. Candanedo è un giocatore di grande temperamento, ma può sicuramente, la botta da fuori intanto, può anche questa migliorare. era una buona esatto, opportunità per Davide Bassano. Piroli, non ha trovato la porta perché Mauro Dal Monte nella circostanza era coperto. È chiaro che il Bassano visto col Breganze potrebbe puntare è stata una seriamente partita alla finale con scudetto, spazi aperti. con spazi Questa aperti invece è una diversa. partita dove A spazi Sandrigo si chiusi chiude molto serve bene. anche tanto fosforo, tanto cerebro, ed è evidente che Marchesini ha sicuramente, dall'alto della sua esperienza, studiato magari proprio quella partita, se l'è vista e poi ha trovato gli interpreti le in pista. contromisure, esatto. E qui Candanedo si produce un'accelerazione, ma delle sue, poi manca poi sempre perde sfera l'ultimo finale. all'ultimo. Sì. Candanedo sembra il play del basket che va regolarmente in penetrazione alla ricerca dello scarico sotto canestro, solo che qua poi lo scarico non è mai pulito. Sì. Quindi tentativo un po' velleitario di Davide Piroli. Adesso Candanedo prova l'anticipo, non riesce, Nicoletti poi anche lui si allunga un attimo sfera, prova la girata. Adesso l'alza e schiaccia è stato comunque neutralizzato. Il primo time out in pista, minuti trascorsi 6 e 18, ne mancano 18 e 42. La posta in palio comunque le giocate dietro porta sono un fattore di questa sfida. Il pareggio di Mattia Milani è arrivato così, le conclusioni con l'assist sul primo palo di Claudio Cacao prima per Vasquez, trovate anche dal Bassano dall'altra parte. Lo stesso rigore è nato anche da una giocata dietro porta, quindi sono non la costante ma il tratto distintivo sicuramente di questo match, e quindi è un'altra particolare, un altro dettaglio da osservare con attenzione. Adesso l'hockey è uno sport dove la specializzazione ha i suoi effetti benefici, specie col nuovo regolamento, sapere trasformare le punizioni di prima, i rigori non ne parliamo, le giocate dietro porta, le punizioni anche comunque dal limite. Sì. Infatti Bassano ha tentato uno schema nel primo tempo e lo stesso Sandrigo ha diverse soluzioni, e la deviazione sul tiro da lontano, sono tutti temi che questa sera abbiamo visto tentati dalle formazioni in pista, che quindi possiedono un ottimo bagaglio tecnico-tattico al di là delle posizioni in classifica. E ciò conferma quello che dicevi tu, cioè dell'equilibrio che c'è in questo campionato e della bellezza di questo sport, che questo sport sta a produrre in questo momento storico. Speriamo che possa avere il seguito che merita. Io appunto faccio riferimento agli anni passati, ma non solo, perché c'erano grandi campioni, adesso c'è un fior di interpreti, magari non delle stelle comete, ma comunque fior di giocatori, però c'era una disparità di formazioni, c'erano 4-5 che dominavano, le altre che facevano, non voglio dire da comparsa, però c'era sempre un paio che erano insomma molto al ribasso. Invece qua, ripeto, stiamo vedendo la formazione ultima in classifica, il Bassano, contro una formazione che era considerata esclusivamente da lotta a salvezza, invece adesso è in area playoff, e quindi la dice lunga su quelli che sono i valori in campo espressi da questo torneo. Allora andiamo ancora in presa diretta. Piroli, attenzione, c'è possibilità per Ghisa ma viene fermato, possibilità per Diego Nicoletti, Cacao cerca la conclusione da fuori, gran bordata, era coperto in quel momento
Pertegato ce l'ha fatta lo stesso, poi si ripartirà con un possesso per Sandrigo. Possesso per Sandrigo. Per fallo di Davide Pertegato che ha toccato palla. Sesto fallo, comunque intanto Bassano, 3 falli di Sandrigo. Candanedo che va a marcare stretto, davvero va a mordere i garretti di Cacao, a graffiare, vuole togliere la luce a Cacao. Bravo Vasquez, ancora Pertegato in dribbling e alza e schiaccia, bravissimo. Qui c'è un buon recupero di Crespo dietro porta sull'angolo basso. E adesso ci riprova Crespo, 17-28 da giocare, lunghissima questo secondo tempo, e la partita che non si sblocca dall'1-1 di metà gara. Non si intende con Lisa, ancora Piroli, è la seconda volta che succede in questa serata, sull'asse Piroli-Lisa, botta da fuori, para, Pertegato, possibilità di contropiede, vediamo ancora, possibilità su Lisa, anzi su Piroli dal monte, sì, non si è mosso e quindi ha evitato, ha provato a farlo sedere Piroli senza successo. E quindi adesso ci prova ancora Nicoletti. Lo dicevamo prima del via quanto ci tenga dal monte. Attenzione, ancora possibilità per Pozzato, Poletto, anzi Vasquez. Poi recupera la sfera lo stesso Crespo, si fa vedere Candanedo. Ci ha provato, si è messo in proprio Crespo, non è stata una scelta felicissima. Tiro forzato. Sì, perché era chiara forzatura, aveva l'avversario davanti, non era la soluzione ideale. Si era fatto vedere Candanedo, ha preferito mettersi in proprio Crespo. E adesso possesso per Bassano, 16 minuti esatti al termine. Candanedo prova ancora la percussione, poi allarga per Crespo, entra Milani per Piroli. Ancora i cambi di Marozin, Milani l'autore del pareggio, prova a dare ancora rapidità, imprevedibilità e Guizzi sotto porta, recupera Lisa. Lisa è un giocatore che dopo una partenza vincente, 3 gol nelle prime gare, ha un po' perso un filo di smalto, può essere una flessione oppure un semplice episodio, poi vedremo se... Hanno imparato a controllarlo comunque. Sì, sicuramente l'hanno studiato bene, adesso proprio Lisa prova una correzione vincente che non arriva, e così di nuovo all'attacco Poletto. Cacao, attenzione, grande Pertegato sul tiro di Vasquez, e Vasquez sta cominciando a pensare se Pertegato c'ha un conto aperto con lui. Rubata di Crespo, non c'è possibilità di contropiede puro, si fa vedere Candanedo aspetta il compagno libero, cerca l'appoggio lungo su Crespo, la botta da fuori di Crespo, era una buona conclusione centrata, però Crespo sta giocando molto lontano dalla porta e poi subisce fallo, viene fischiato, infatti. Sì, ha atteso un attimo il signor Fermi. Quarto fallo per Sandrigo contro i 6 di Bassano. Partita che potrebbe accendersi anche dal punto di vista nervoso, perché 14:32 da giocare, sempre 1-1, e adesso, se prima pesava tanto, adesso pesa tantissimo. Candanedo e Crespo. Sì, la partita comunque è ancora lunga. Vediamo ancora il tiro ribattuto di Crespo, Milani, Candanedo, Crespo prova, riapre per Mattia Milani, il Torello Milani, che ricordiamo nella sua permanenza a Vercelli ha perso una decina di chili, anzi 12 per la precisione, senza perdere potenza. Para adesso Pertegato e recupera proprio Mattia Milani. Crespo, possibilità in velocità per Bassano, attende un filo di troppo, Crespo recupera, poi Diego Nicoletti, vediamo, c'è della tensione, la botta da fuori, ancora Lisa per
Crespo, Milani, Lisa franco bollato letteralmente da Cacao, che con gli anni ha migliorato la sua fase difensiva in maniera evidente. Nicoletti non è tanto per la quale non ha gradito le ultime decisioni arbitrali. C'è un richiamo per Mauro Dal Monte. C'è il richiamo su Dal Monte, riferito alla posizione evidentemente. No, eccesso di proteste, ma anche per Diego Nicoletti. Sì. Sandrigo si sta innervosendo, non ne ha motivo, sta giocando una grande partita, non ha bisogno di protestare. Un consulto dai due direttori di gara che annotano il richiamo ufficiale a entrambi, Nicoletti e Dal Monte. Il richiamo ufficiale, lo ricordiamo, vale come un'ammonizione. Sandrigo sta facendo la sua partita nel modo corretto, non ha bisogno di nervosirsi. No, infatti, anche perché la pressione, se c'è una squadra che ha più pressione alta, è Bassano. Poi è chiaro che nel derby la pressione è su tutte e due, ma nella fattispecie direi Bassano condannato più dai numeri della classifica attuale. Lisa, ancora Crespo, poi Milani, Crespo, finta al tiro Crespo, e anche qui viene fischiata la stessa infrazione che era stata fischiata prima a Sandrigo. 13-10, possesso per Sandrigo. La punizione per Bassano. Dalla mimica e dalla gestualità del direttore di uno dei due direttori di gara di Brambilla sembrava la stessa infrazione prima di Bassano. C'è una punizione, vediamo che c'è un conciliabolo al tavolo col terzo arbitro. Al tavolo ci sono i signori Merlo e Chiminazzo. Viene riportato il tempo, quindi 5 secondi per l'azione di Bassano, che deve fare in fretta, probabilmente tirerà subito, alla ricerca di una deviazione vincente. 13-10, però a non concedere appunto il contropiede, perché sarebbe mortale per Bassano. Vediamo ancora la conclusione. Il tiro da fuori di Pertegato, di Candanedo. Diciamo che forse conveniva per Candanedo tirare prima, aspettato l'ultimo secondo, secondo me non era a conoscenza che mancassero i 5 secondi, e ha sentito l'invito della panchina a tirare, a fare in fretta, e adesso comunque c'è il possesso per Bassano. 13-2, vediamo come giocheranno questo attacco sui Parastinchi per provare poi a rigiocare sfera. Milani, Crespo da ultimo uomo. Viene assegnato un nuovo possesso di 45 secondi a Bassano, evidentemente. Attenzione, ci ha provato una palla dentro, niente da fare per Bassano, che in questo momento sta mettendo momentaneamente in buca, senza cavare granché a dire il vero, Sandrigo, però se non altro ha guadagnato metri di campo. Ora Mattia Milani cerca di mettere qua attenzione, forse va a prendersi, c'è il blu per Dal Monte, arriva il blu a Dal Monte, l'aggancio per Milani, e quindi ci sarà il tiro diretto in questo caso per Bassano, e andrà in porta poi il portiere di riserva Gasparotto. Doveva uscire un giocatore di movimento. E uscirà un giocatore di movimento, è un'occasione per Bassano. 12-30, ci prova Crespo. Gasparotto entra a freddo. O il tiro diretto, perché in realtà potrebbe dare anche il tiro diretto, dietro la porta. Vediamo la decisione arbitrale. Intanto Crespo intanto, per non sbagliare, ha messo sul dischetto del rigore. Molto nervoso Dal Monte nell'uscita Dal Monte sente questa partita più di tutti gli altri, l'abbiamo detto, ci sono dei motivi anche specifici, personali, ci tiene da morire.
capibile da un certo punto di vista, anche perché aveva fatto non bene, benissimo fino a questo momento. Ha fatto una grande partita. Stava facendo una grande gara. Ma c'era stato quel richiamo precedente, sì, che praticamente l'ha un po' innervosito, e quindi questo... Sandrigo non ha bisogno di nervosirsi, non dico che è padrone del match, no, perché il match è equilibrato, però Sandrigo sta facendo la sua partita, appunto, sta proponendo il suo gioco e non ha bisogno assolutamente di perdersi in protesta. E quindi il blu ad Almonte, adesso c'è un po' di movimento perché si deve mettere il caschetto Gasparotto a freddo, però pare che sia un classe 90, papà di recente. Quindi è un giocatore navigato. Cresciuto nelle giovanili, innamorato matto di questa squadra e di Longa di Schiavon. Ci tiene tantissimo, anche lui vuole sfruttare l'occasione. No, gli danno rigore. E quindi rigore, Crespo contro Gasparotto. Vediamo Crespo sotto la curva di Bassano. No, il signor Fermi dice che è rigore. Probabilmente perché l'autore del fallo, il portiere, era in area. Penso sia questa la lettura, esatto, perché Mattia Milani è caduto da dietro porta. Va a dare le indicazioni sulla esatta posizione da tenere l'arbitro a Crespo. È un lungo conciliabile, diventa una lotta di nervi anche. 12:30 da giocare. Crespo contro Gasparotto, ci prova il capitano Victor Crespo. Vediamo la battuta. Rete, il gol di Victor Crespo, il capitano. 2-1 Bassano, che per il momento ribalta il match. Minuti giocati esattamente 12:30. Ristabilita la parità numerica intanto, e adesso in virtù della trasformazione. La rete vincente appunto di Crespo porta 2-1 avanti Bassano. Adesso parità numerica. E da segnalare che al gol Crespo è andato sotto la curva, è stato abbracciato da tutta la squadra, incluso il portiere Pertegato, che ha abbandonato i pali per abbracciare il compagno. Questo la dice lunga su quanto sia sentita la partita da parte del Bassano e quanto ci tenga Bassano a strappare punti che sarebbero vitali. Però Sandrigo giustamente non ci sta, non molla l'osso, non molla la presa. Tra l'altro la gara è eterna e quindi adesso proverà e farà di tutto per impattare. 2-1, gol di Crespo. E adesso la curva di Bassano chiama tutto il palazzetto a tifare per i giallorossi. O se insisterà nella difesa bassa che ha caratterizzato sin qui la prestazione della formazione ospite. E adesso la curva di Bassano si accende più che mai. Candanedo. Ci pare che Sandrigo abbia un po' alzato la difesa. Sì, perché adesso da difendere c'è pochino. È chiaro che è lunga, non bisogna assolutamente sbaragliare né fare scelte dissennate, però è chiaro che dovrà comunque alzare il baricentro Sandrigo. Però Bassano non deve abbassare troppo i ritmi. Sì, esatto, perché poi finirebbe per essere imbottigliato, giocare col cronometro adesso, che sarebbe delittuoso. Tiro da fuori di Candanedo, recupera in qualche maniera Ghisa, recupera adesso Candanedo, che poi commette infrazione. Attenzione, possibilità, Vasquez recupera lo stesso Candanedo, Ghisa serve Crespo, la conclusione, palo pieno di Crespo, e questo fa il paio col palo del primo tempo, quello colpito da Vasquez. E qui Pozzato stava cercando di beffare in mezzo alle gambe Pertegato, che ha chiuso all'ultimo. Era una buona idea. Ancora Crespo, ci prova in questo caso Milani, anzi Ghisa. Adesso non ha fretta di accelerare Bassano, però non può neanche fare flanella perché rischia l'osso del collo. Attenzione, non può commettere questa ingenuità. Adesso la recupera Piroli, adesso prova ad aprirsi in campo aperto e a distendersi Bassano. Candanedo trova la conclusione, niente da fare, non c'è nulla nella circostanza, possibilità, e trova il gol, pareggio. Poletto trova il gol sul palo di Pertegato, ma Pertegato non poteva, peraltro si era un po' allargato perché pensava poi sull'assist in mezzo. Bel contropiede. Gran contropiede di Sandrigo, che al minuto 14:39 trova un gran gol con Poletto. 14:39,
parità Poletto, gran bolide. E adesso Dal Monte rientra. E adesso rientra anche Dal Monte, partita tiratissima. Probabilmente nella circostanza Perrero pensava più a un servizio in mezzo, infatti Sì, aveva, è stato punito sul primo è stato palo. colpito sul suo palo e quindi cercava probabilmente di stendersi più in mezzo per essere pronto a un eventuale smash. Sono scelte Sì, ai 50% non ho di capito possibilità. la scelta di Bassano di rallentare. No, esatto, troppo. questa è, credo che sia, a me pare più così una scelta dettata dal braccino Sì. di chissà che di dover vincere o cercare di vincere, e quindi subentra la paura, il braccino del tennista. Comunque 10-12, partita ancora apertissima. Assolutamente. Bassano non ha sfruttato al meglio forse l'inerzia positiva, quel paio di contropiedi è stato sì Poi sfortunato c'è stato sul quel palo, palo però interno. va detto che il palo va a pareggiare il palo di Vasquez nel primo tempo. C'è la botta da fuori, un Ancora missile. una volta imprecisa. Vediamo adesso la Questa scelta era una bella arbitrale. conclusione. Sì, È andata fuori decisamente, di poco da parte di Candanello. Comunque direi che il risultato secondo me non È fa una giusto, grinza. no, il risultato è corretto. Anche il numero di pali pieni è identico, uno a testa, poi c'era sì il palo anche di Cacao in partenza, ma lì era intervenuto anche la deviazione di Pertegato. Sì. Crespo poi Palla non persa. si intende con Piroli, possibilità per Sandrigo, Vasquez serve Poletto Nicoletti, 9-24 adesso l'energia emotiva si è spostata su Sandrigo che ci pare ringaluzzito, galvanizzato dal pareggio, gli ha dato nuova spinta, nuova linfa, prova a entrare proprio Poletto, anzi No, postato. Vediamo, Bassano riparte. Possibilità, Crespo, la conclusione, Bravo Dal Monte. Dal Monte col corpo a deviare, Nicoletti, la botta da fuori, rischia di essere deviata e sta per essere beffato Pertegato, poi è intervenuto un compagno. No, è rientrato lui. E poi è intervenuto appunto anche il compagno poi a spazzare. Ancora Pertegato si riscatta su Postato. La conclusione di Candanedo che ci tiene più degli altri a lasciare il segno. 8-26, adesso la partita sta per entrare davvero nel vivo. Sì. Vediamo. Il derby si decide in questi minuti. Sono minuti poi risolutivi. Tiro da fuori, para lo stesso Pertegato su Postato. Palla in tribuna. Adesso a 8-09 dal termine, possesso per Sandrigo. Seguiamo ancora l'attacco di Sandrigo. Pallina colpita da Nicoletti da fuori, pronto Pertegato. Poi pallina recuperata da Candanedo, 3 contro 2, rientra Nicoletti, possibilità Crespo. Flipper davanti a Dal Lisa, Monte. bravo Dal Monte comunque a opporsi in qualche maniera. Piroli nella sua classica serpentina nel traffico prova a far fuori avversari come Birilli, prima ci ha provato, adesso serve Lisa. Ancora Piroli dietro porta, Candanedo, Crespo, tiro da fuori, para Dal Monte. Quindi Nicoletti, pallina Crespo, la recupera, sporcata la sua conclusione all'intervento da dietro, di nuovo Lisa, poi Candanedo prova a disorientare l'avversario, cerca il compagno libero, lo trova in Piroli che perde la pallina con un pessimo controllo, Pertegato ci mette una pesta sul tiro di Vasquez.
E qui Bassano deve perdere quelle palline. Quella è stata veramente una sanguinosa. banale controllo che è stato sporcato malamente. Anche perché Bassano negli ultimi minuti è riuscito a recuperare qualche pallina sporca. Quindi gran botta di Nicoletti che vuole mettere la sua firma. C'è poi un fallo su Candanedo. Quinto fallo per Quinto Sandrigo. fallo di Sandrigo. La speranza che Candanedo non abbia attenzione, Candanedo a riacutizzarsi di una botta che ha preso col Follonica nello stesso punto. Infatti chiederà probabilmente l'ausilio, forse no, non ha bisogno. Candanedo gli basta bere un po' d'acqua e non ha più nulla, è l'acqua miracolosa, sarà quella di Lourdes probabilmente. Sta di fatto adesso che c'è un time out, 6:22 da giocare, 2-2. È uscito Rock Lisa, intanto Mattia Milani. Entrerà Milani per Lisa. L'idea chiaramente di Marozzini è quella di movimentare l'attacco con un movimentista nato come Mattia Milani, che se giocasse nel Toro e non nel Vercelli, sempre Piemonte, ricorderebbe il tremendismo Granata, perché è letteralmente assatanato in pista, rincorre ogni pallina e appunto non da punti di riferimento. L'idea di Marozzini è provare a sparigliare le carte con il furetto Mattia Milani. 6:22. È pacifico comunque che Bassano in questo campionato, a prescindere da come finirà stasera, che sia sconfitta, pareggio o eventuale vittoria, alcuni suoi interpreti devono chiaramente elevare il rendimento. Ci sono almeno un paio di giocatori che possono e devono fare di più, hanno la qualità per farlo. Sicuramente e quindi la precisione nelle conclusioni ma va curata, certo. sicuramente. Sì, anche perché Bassano alle voci conclusioni in porta conclude tanto, poi bisogna anche indovinare lo specchio. C'è da dire che questa sera Mauro Del Monte Ha parato tanto, ma questo era facilmente ipotizzabile. Tutti i portieri di Serie A1 sono forti. Sì, no, è vero. Candanedo con rabbia, con temperamento, prova. Allora ci vuole altro per sorprendere sul sì. suo palo Mauro Del Monte. Sì, infatti è stato sorpreso, se vai a vedere, dal rigore e anzi neanche dal rigore, dal tiro di Mattia Milani. Milani poi non arriva all'aggancio. Veramente un sospiro dalla conclusione vincente Mattia Milani. Adesso attenzione Sandrigo, possibilità con Pozzato, anzi. Ancora c'è la ricerca costante del primo palo da dietro porta da parte di Claudio Cacao. Pozzato per Poletto, Nicoletti. 5 minuti ormai. E ancora Nicoletti, possibilità, bellissima non aggancia giocata. E gran però azione difensiva Milani, sì, è stato vale quasi come un gol questo suo intervento difensivo. Il tiro da fuori, possibilità, recupera ancora Piroli. Bassano si stava slabrando, esatto. Non c'era nessuno a coprire dietro. È vero, ancora possesso per Bassano. E adesso entriamo nella fase clou, gli ultimi 5 minuti di gara, e qua ogni gol può mettere una pietra tombale sul match. Vediamo ancora possibilità. Eccolo. La rete, Candanedo l'ha trovato, viene dato buono. Candanedo, lo smash non protesta più di sotto misura. Candanedo al 20:15 su assist, ci pare di Crespo. 20:15, Candanedo trova il 3-2, smash ravvicinato di Cesar Candanedo, che ci teneva fuori di misura a lasciare il segno su questo match. Per il momento ci sta riuscendo. 3-2 a 4:45. Deviazione sporca, sì. Chissà se l'avrà toccata con il bastone, sicuramente così. Sì, però ovviamente non in maniera appunto lineare, ma tanto poi conta buttarla dentro. Attenzione adesso la reazione di Sandrigo, che sarà presumibilmente veemente. Come che il signor Fermi anda nelle vicinanze. Sì, non ha avuto esitazioni. Sì. Però ancora Sandrigo assolutamente nelle corde la possibilità di conquistare il pareggio. Ci prova adesso, subito. Attenzione, possibilità. Piroli, poi è un tiro anche questo di facile lettura, forzato inutilmente. E Claudio Cacao un passo dal pareggio.
ha provato, c'è stato un tocco, sembra anche di Pertegato, senza sembra, l'ha toccata anche Pertegato, attenzione, di nuovo Pertegato mette tutto il suo corpo per chiudere la porta. Dicevi prima che aveva il braccino. Adesso forse non è più momento di aver braccino. Bisogna tenere palla, ma governare, ma farlo magari attaccando. Si rallenta, si perde palla, sì, e soprattutto devi tenere palla possibilmente nella metà campo altrui. E adesso a 3:39 dal termine ci vuole ragionare su sicuramente Marchesini e anche Marozin che ha appena catechizzato i suoi e vuole più attenzione. Sì, ovviamente vuole evitare errori banali. Il concetto è: se Sandrigo fa una prodezza, lo si applaude, ma non concedergli su un piatto d'argento la possibilità di riagganciare il match. 3:39 nell'hockey sono un'eternità e quindi è chiaro che è una gara apertissima, ma intanto il Guizza di Candanedo tiene avanti Bassano 3-2 in un derby tiratissimo. Tolte le esecuzioni da fermo, sono stati tutti gol abbastanza sporchi, nel senso in mischia, in bagarre, a parte quello ovviamente di Poletto, che è stato un gran gol. Il resto Bassano ha trovato dei gol di Claudio Cacao ma appunto tolti i gol da fermo, sono stati i 2 gol di Bassano in seguito a situazioni di bagarre sotto porta, di mischioni selvaggi, ma servono anche quelli. Poi una squadra che lotta per la salvezza non può andare per il sottile, assolutamente, non può fare la schizzinosa, c'è da tirare su tutto quello che arriva. E adesso ci prova Candanedo, poi la recupero di pallina di Poletto che chiama avanti i suoi, c'è la difesa su di lui di Piroli va all'angolo, attenzione ancora, è pronto anche Crespo su Nicoletti. Ancora Poletto prova la conclusione da fuori, la recupera Candanedo da centrale, da stopper quasi. La conclusione di Crespo, poi va a recuperare la sfera Candanedo chiama in causa Mattia Milani ha un pertugio, poi serve Piroli e Bassano si è più coperto, ma appunto va a tenere pallina nella metà campo altrui. Adesso però Crespo rischia di imbottigliarsi, evita elegantemente tutto, attenzione, va a cercare una gran Veronica, è bravo Dal Monte, poi ancora Piroli, 2:41 eterna e lunga, ancora Piroli per Candanedo Crespo, si fa vedere Mattia Milani, ancora Crespo va a farsi attaccare da Nicoletti, e qua viene fuori l'esperienza di Crespo. C'è l'ennesimo time out, adesso è Marchesini che vuole cambiare probabilmente il canovaccio offensivo dei suoi. Questi ultimi 2 minuti e 28 lunghissimi. Nel frattempo esce Mattia Milani, entra di nuovo Ghisa, e probabilmente l'idea è quella di tenendo Ghisa anche in fase offensiva di tenere obbligatoriamente Fausto anche in fase difensiva il Sandrigo più prudente, anche se credo che a 2:28 Checo Marchesini voglia rischiare quello che c'è da rischiare. Sì, ha fatto uscire Poletto, ha fatto entrare Pozzato, si affida quindi al talento dell'attaccante sandricense che è stato autore di reti di pregevole fattura sin qui. Sì, l'intento di schierare Rocklisa è di cercare di ottenere più profondità in fase di possesso palla. Anche Mattia Milani una punta, ma tende anche a tornare indietro, invece Rocklisa si posiziona sicuramente in fase più avanzata e quindi nel possesso palla Bassano avrà più soluzioni in teoria. E allora seguiamo questi ultimi 2:24 da giocare con Bassano che tiene sfera, ci prova proprio Rocklisa, poi recupera sfera Sandrigo e adesso Nicoletti proverà la conclusione probabilmente, poi preferisce andare giro porta a cercare un attacco ravvicinato di Sandrigo, recupera la sfera Piroli attaccato da 2 giocatori, tenta qualcosa un po' di velleitario, c'è un contrasto, si è fatto male, poi Piroli non si fischia nulla, 1:56 ci sarà il possesso presumibilmente per Sandrigo. No, credo ingaggio a 2 allora. Anzi viene assegnato il possesso a Bassano. Possesso a Bassano, i falli ricordiamo sono 6:5, quindi aveva perso a 10 difficilmente si arriverà. Piroli. Attenzione, Candanedo attaccato, rischia palla vagante, attenzione, vediamo,
Vediamo cosa... viene dato cartellino blu a Cacao. Blu a Cacao per il fallo su Candanedo, ci sono proteste accese, attenzione, Piroli deve evitare... Vediamo, Piroli e Nicoletti vengono richiamati entrambi. Vediamo cosa deciderà. Mi sa che prossimo cartellino per entrambi. Cartellino per entrambi. Piroli e Nicoletti espulsi. Obbligatoria. A questo punto c'è meno di 3. L'espulsione, c'è il cambio, entra Milani. E c'è punizione di prima per Bassano. Bassano adesso proverà la conclusione con la punizione di prima. Il blu a Cacao su Candanedo. E il blu a Nicoletti, e per proteste Piroli che non se l'era mandata a dire. Sì, esatto. È un derby, match accesissimo, partita chiusa per tutti e tre a 1:49. E adesso vengono confermate appunto le sentenze. Il blu e 2 minuti di espulsione a tutti e tutte e tre hanno finito la gara mancando 1:49. Comunque Sandrigo non potrà far rientrare il proprio giocatore di movimento perché ha espulso anche Nicoletti. È vero. Quindi è una situazione, adesso vedremo Crespo contro Dalmonte, 2 giocatori che si conoscono a memoria. Nel caso dovesse realizzare Sandrigo invece Bassano potrà far rientrare il suo quarto giocatore perché ha solo un'espulsione da scontare. Compagni entrambi. Vediamo appunto Crespo conciliabolo vediamo Crespo contro Dalmonte, si prova, para in prima battuta Crespo, gol di Crespo, aveva parato Dalmonte in prima battuta, 4-2 Bassano a 1:45 da giocare, quindi al 23:15 il secondo piazzato di Crespo regala il 4-2 a Bassano e adesso sul 4-2 tenterà il tutto per tutto Sandrigo per rimettere. No, non lo può fare, non lo può fare perché ha due espulsioni, quindi anche in inferiorità numerica. No. Deve scontare la seconda espulsione. Non può far rientrare il giocatore. Finiranno verosimilmente in 3 contro 3. Sì, a meno che non ci siano segnatori. No, nessuna inferiorità numerica, o meglio di tutte e due, quindi c'è il 3 contro 3 più i portieri, un 4 contro 4 totale. Dovesse segnare adesso 1:27. Bassano, Sandrigo potrebbe rimettere i giocatori di movimento. Adesso possibilità Crespo, vediamo se sceglie di andare in contropiede o saggiamente tenere pallina per giocare sul cronometro. 1:16, 4-2 Bassano, deve tenere botta, poi prova a inserire e attivare Ghisa, ma adesso non c'è spazio. Sono più spazi, gli spazi aumentano, è evidente. In questo momento entriamo nell'ultimo minuto di gioco. Attenzione, Pozzato dietro porta, cerca la conclusione a sorpresa, si oppone Pertegato, la recupera Ghisa, va a dare una mano in fase difensiva. Attenzione, Ghisa non deve farsi ingolosire dalla possibilità di andare in porta. Ancora Ghisa, bravo, esce dal mucchio e gran azione di Ghisa, 35 secondi. Ancora Ghisa che duetta con Victor Crespo, 4-2 Bassano, 28 secondi. Un conto alla rovescia, adesso deve tentare un tiro veloce, lo fa adesso e trova il gol. E trova il gol, 21 secondi dal termine. Viene convalidato. Trova il gol, ci pare Poletto. Bassano può far rientrare il giocatore di movimento a 21 secondi dal termine, quindi 24:39. Poletto trova il missile da fuori dal 4-3, riapre i giochi. 21 secondi e adesso Bassano deve far valere la superiorità numerica. Deve passare la metà Candanedo, Mattia Milani va a provare a farsi rincorrere, subisce fallo, non è niente, attenzione, Sandrigo va all'ultima 10 secondi, tiro da fuori, attenzione ancora lunga, 8 secondi. Prova a resistere Bassano, recupera Crespo, 4 secondi, ancora Crespo, subisce fallo e probabilmente quello è il fallo a 1 secondo e 6 che può far finire la gara. Attenzione,
c'è il sesto fallo di Sandrigo, Scintille. 1 secondo e 6. È una partita che è stata rovinata dall'eccesso di nervosismo. Tanto nervosismo, ma lo si immagina, attenzione, bisogna evitare inutili e soprattutto da parte di Sandrigo, perché Sandrigo tensioni, in teoria aveva meno motivo di Bassano di nervosirsi. Ha fatto un'ottima partita. Esatto, 1 secondo e 6 deve tenere botta, come si vuol dire, evitare guasti Bassano. Finisce qua 4-3. Bassano porta a casa un derby di capitale importanza. Adesso vi attendo poi per le interviste immediate del post gara. Signore e signori, a risentirci. Grazie per l'ascolto, a presto. Sì, serie di commento. Allora, è stato un derby sicuramente acceso nei contenuti, soprattutto agonistici. Forse l'eccesso di nervosismo della seconda parte lo ha parzialmente rovinato, perché comunque lo spettacolo è stato gradevole. Due formazioni bene organizzate, anche Sandrigo che ha impostato la gara su una difesa molto bassa, affidandosi alla capacità del suo estremo difensore Mauro Dal Monte e all'esperienza dei giocatori di maggior valore e di esperienza, appunto, come Diego Nicoletti, Claudio Cacau. Sandrigo è andato in vantaggio, poi Bassano ha rimontato. Sandrigo è rivenuto nel punteggio con un bel gol di Marco Poletto, che ha sorpreso forse nella circostanza Pertegato. Poi Bassano ha allungato, sfruttando anche le situazioni un po' confuse della parte finale del match, e poi c'è stata l'ultima emozione a poco dal termine con la rete di Marco Poletto. Un bel derby che non ha assolutamente tradito le attese, al cospetto di spalti non particolarmente gremiti, ma di un pubblico sicuramente caldo, specie da parte sandricense. Ripetiamo, uno spettacolo gradevole. L'eccesso di nervosismo lo ha parzialmente rovinato, ma sicuramente entrambe le squadre sentivano l'importanza della posta in palio. Sandrigo avesse fatto punti anche qui, avrebbe sicuramente proseguito una stagione sin qui esaltante. Per Bassano era assolutamente importante schiodarsi da questo ultimo posto in classifica. Adesso a quota 7 la formazione di Gaetano Marozin respirerà sicuramente un po' di più e staremo a vedere come sarà il proseguo della stagione. Intanto è già tempo per i miei colleghi Vincenzo Pinturelli e Stefano Zamperin di dare corso alle interviste di fine match. Allora, da Fausto Pozzan, grazie per l'ascolto e a risentirci. Qualcuno dopo, adesso è il momento della festa di Bassano sotto la curva, Curvinestiti. Ecco qua, abbiamo recuperato Victor Crespo, ha realizzato 2 gol di capitale importanza, ma una prova di grande carattere. Non ha mollato niente, un derby non era semplice, l'ha portata a casa con la rabbia, con la grinta, ma anche con la lucidità nel finale. Sì, non è una partita facile. Sandrigo è una squadra con 10 punti. Per noi a livello mentale non era facile dopo la sconfitta di Scandiano,
siamo in una posizione un po' difficile, ma adesso dobbiamo partire da questa partita, pensare già a Correggio, lavorare tutta la settimana perché questa partita è stata lavorata, è stato secondo me controllato, non abbiamo forzato Scandiano, allora fino alla fine abbiamo lottato e alla fine abbiamo riuscito a portare i 3 punti a casa. Da parte tua grande freddezza nelle 2 trasformazioni, la seconda non è andata subito, però hai avuto la capacità e la capacità di essere glaciale e bucare poi dal monte che ti conosceva alla perfezione. Sì. Mauro è un ottimo portiere, allora sappiamo che non è facile fare gol, ci conosciamo tanto, ma l'importante è che alla fine 4-3. Ecco, senti invece può essere questa la gara della svolta? Si pensava che potesse essere quella col Berganze, un altro derby vinto con grande freddezza e con grande capacità di essere arrembanti. Qua ha prevalso la lucidità di Bassano nel finale, può essere la startata del campionato? Speriamo di sì, perché contro i Berganze abbiamo fatto una bellissima gara e dopo Scandiano non è che abbiamo giocato malissimo, ma abbiamo forzato e non abbiamo sfruttato le occasioni, il risultato è un po' ingagnoso, ma se giochiamo con freddezza sicuramente porteremo più punti e a casa vediamo che siamo forti, le 3 ultime partite non abbiamo perso nessuna, dobbiamo lavorare fuori casa, l'aspetto mentale soprattutto. Senti, al volo l'apporto di questa curva vi ha dato grande spinta, siete andati a festeggiare sotto la curva, è un rapporto stretto, lei vi aveva bacchettato questa curva dopo Scandiano e c'è stata una reazione. Questa curva è perfetta, perdiamo, vinciamo, è sempre con noi e a noi quello ci dà uno in più, allora come l'anno scorso e come quest'anno sempre parole dei complimenti, di tutto. Grazie Victor, lo lasciamo alla doccia. Grazie a voi. Abbiamo anche Davide Pertegato, il portierone, ci mettiamo qua a beneficio della telecamera. Abbiamo ringraziato Victor Crespo e ringraziamo anche Davide Pertegato, una partita importante, l'avete portata a casa, quanto ci tenevate ma soprattutto quanto è stata dura perché San Diego non ha mollato un centimetro. No, per noi era fondamentale questa partita perché venivamo da un risultato buono con Breganze e da uno meno buono con Scandiano, quindi bisognava subito rialzarsi e ancora più importante perché è uno scontro diretto per la lotta a salvezza. Senti Davide, tu hai fatto una prestazione superba, ma come tante che hai fatto quest'anno, al di là di qualche goleada che è arrivata, ma certamente non per demerito tuo. Quanto ti è bruciato il gol sul tuo palo, conoscendoti secondo te da 1 a 10, 20? Sì, stavo per compromettere tutto il lavoro di una settimana della squadra e devo ringraziare i miei compagni che sono riusciti a fare altri 2 gol, così abbiamo vinto, così è un po' meno grave e, no, è un percorso di crescita. Io sono molto contento di essere qui a Bassano, la società veramente ci mette a disposizione tutto quello che è necessario per fare bene, è un attore straordinario e quindi c'è solo da migliorare, io devo fare il mio e dare il massimo. Senti Davide, al volo, l'abbiamo chiesto anche a Victor, può essere la partita della svolta, della sterzata? Qua si pensava che potesse essere quella col Berganze, poi a Scandiano non è andato esattamente bene. Adesso c'è una gara delicatissima, domenica a Correggio, altro scontro salvezza, poi ci sarà Montebello, è un trittico appunto delicato, però questo Bassano ha cominciato bene e queste sono le partite che sono chiave per tirare fuori dalla gara. Penso che la svolta della stagione la daremo facendo buoni risultati nelle prossime 2 partite, sono fondamentali e pensando partita per partita ovviamente, però questo risultato era necessario che lo portassimo a casa per caricare la testa, mettere benzina nella testa e nelle gambe e per affrontare meglio la partita di domenica che sarà ancora più difficile di questa. Al volissimo, ecco la chiave di questa gara, sapete cosa è stato? San Diego difendeva di
più, quasi divinamente in certi momenti. È stata la pazienza, la capacità di saper attendere il momento propizio. Abbiamo gestito in modo diverso rispetto alle altre partite la situazione di svantaggio, siamo stati più pazienti, non abbiamo concesso contropiedi o comunque azioni pericolose ai nostri avversari. Quando è stato il momento più difficile della partita, quando ho preso il secondo gol sul contropiede, lì secondo me la differenza l'hanno fatta veramente i giocatori, che sono riusciti a reagire e niente, incredibili, e devo ringraziare loro. Allora ringraziamo Davide per la sua prestazione, per quella del gruppo, e grazie ancora Davide, lo lasciamo alla meritata doccia. Restituisco la linea alla regia, chiaramente agli amici dell'hockey, a risentirci. Buonasera a tutti quanti voi.